Epici, non la vedo. Sì, sono qua. Grazie. Solo anzi due precisazioni, dottore, buongiorno intanto. Per avere chiara contezza della sua risposta, il procuratore di Perugia Cantone richiesto di trasmettere atti relativi all'indagine sulla presunta loggia Ungheria ha rifiutato la trasmissione? Quando l'indagine era in corso, sì. Bene. Seconda questione, anzi, qualcuno al Comitato di Presidenza, al CSM, in qualche modo ha ipotizzato una qualche violazione da parte del procuratore Cantone nel fare questo? No. Peraltro questo era un rapporto diretto con la Commissione, cioè il segretario generale ha comunque la visione della corrispondenza in uscita perché spedisce lui le missive anche quando sono istruttorie della Commissione e riceve gli atti. Allora quella fu una richiesta proprio della Commissione presso la quale era già incardinata la pratica, quindi non riguardava neanche il Comitato. E il procuratore Cantone rispose così e che io sappia non c'è stato nessun si è preso atto. Bene. Un'ultima cosa. Sono mai stati trattati, per quella che è la sua esperienza da quando è segretario generale o la sua conoscenza rispetto al passato, sono mai stati trattati dal Comitato di Presidenza o dal Consiglio Superiore della Magistratura atti informali, cioè stampe di file di Word di qualunque corrispondenti a un ipotetico documento processuale? Credo che abbia già risposto. Sì, io ripeto, cioè normalmente sono tutti scritti. Qui è stato diverso, qui ci sono state interlocuzioni direttamente con uno o più componenti del comitato, insomma non è stato proprio coinvolto, che io sappia, né d'altro canto ho trovato nulla nei registri, il segretario generale. E quindi la risposta qual è? Quella di prima. Cioè, se è mai capitato, lei mi chiede se è mai capitato. Se è mai capitato. Che sia stato trattato, cioè intende per trattato che sia stata esitata una pratica, che sia stata formata una pratica? Sì, che sia stata formata una pratica sulla base di documenti che non erano documenti originali, ma stampe di presunti file. Anche perché è da così poco tempo. Non rispondere. Non so rispondere. L'ha già detto. No, cioè, lei ne ha ricordo? No. È lì anche da poco tempo, quindi sarebbe fattibile. Diciamo. C'è anche... No, perché sa perché esitavo? Perché a volte succede, ripeto, che un privato, anche un collaboratore, magari mette uno stralcio di un verbale, allora rientra nella sua domanda, uno come testimone cerca di essere preciso, suggero, però è chiaro, lì c'è la fonte che è l'atto l'atto ufficiale, sì, un frammento comunque di un atto ufficiale. Okay. Quindi magari tra i vari documenti sì, ma la pratica era composta anche da altri atti e comunque era arrivata, era stata protocollata questa. Ultima cosa, se non ho capito male, lei ha detto che il Comitato di Presidenza si riunisce di regola 2 volte a settimana? Sì, 2 volte a settimana, di solito il martedì e il giovedì, sì. Ciascun consigliere del CSM ha contezza della riunione che si tiene una riunione del Comitato di Presidenza? Perché viene inviato l'ordine del giorno, il quale reca le pratiche che saranno trattate e anche data e ora della seduta. Quindi se un consigliere del CSM vuole interpellare, parlare col Comitato di Presidenza, che è un organo collegiale, può andare alla riunione del Comitato di Presidenza e in qualche modo chiedere di essere udito? Sì, ce l'ha detto anche la dottoressa Pieraccini l'altra volta, che è possibile per lui. Ma poi è chiaro che se poi non c'è scritto bene cosa si tratta, fanno fatica anche i singoli consiglieri a partecipare, no? È così. Senta, lei quando è scaduto il CSM, quando è che è decaduto esattamente? Cioè l'organo? Il penultimo. Cioè quello precedente a quello in carica, quando è cessato? 23 gennaio, 24 gennaio quest'anno. Di quest'anno. Senta, quindi lei è arrivato in un momento turbolento, diciamo, non semplice, sì.
Senta, lei ha avuto diciamo, erano vicende del passato, però poi arrivò questa perquisizione. Non solo del passato, ma che salivano addirittura al CSM ancora precedente, sì. no? Le radici erano lì. Sì. Le faccio una domanda dove lei qui è teste puro, non è più un teste tecnico, tra virgolette. Quindi avrete parlato di quello che è successo al CSM. Lei ne ha parlato con qualche magistrato, con qualche consigliere? Perché sa, si parla di tutti, al bar, cioè, si parla di tutto con tutti. Sì, anche se io ho trovato come dire, un clima per una serie di episodi, prima la vicenda Palamara che aveva comportato le dimissioni di vari consiglieri e poi la vicenda della cessazione dall'incarico del consigliere Davigo, per cui insomma... Non c'è un bellissimo clima. Sì, non c'era un bellissimo clima, comunque erano vicende. Sa, io poi quando sono arrivato, io sono arrivato il 31 marzo, questa perquisizione credo che ci sia, adesso non ricordo bene, l'8 e il 10 aprile, ma insomma il sabato successivo, io credo di essermi insediato di mercoledì, non il sabato immediatamente successivo, ma l'altro, quindi dopo 10 giorni c'è questa perquisizione, i giornali iniziano a parlare, si ha notizia dell'indagine nei confronti del collega Storari, poi del consigliere Davigo, per cui insomma un minimo di prudenza in più nel parlare. Sì, certo, prudenza. Poi il consigliere Di Matteo dice in plenum, sì, perché la sappiamo sequenza tutto. Lei ha parlato, ha avuto modo lei personalmente di commentare quello che è accaduto con qualche consigliere? Le posso chiedere, Presidente, in relazione a cosa? A quello che era successo, cioè il fatto che ci fosse stato che fossero girati questi verbali fra alcuni consiglieri, che poi insomma il dottore, che poi insomma è finito con la divulgazione, con l'intervento del dottor Di Matteo. Quando è successo questa cosa abbastanza clamorosa, lei ha avuto motivo di parlare con qualche consigliere, capire il commento da parte che era dentro di quello che era successo, come era stata interpretata, valutata? No, c'è sempre stato molto riservo. Molto riservo su questa cosa. Benissimo, sì. Allora, andiamo oltre e diamo la domanda alla difesa. Giusto? Abbiamo finito, Avvocato Repici? Sì. Sì, Presidente, solo una precisazione, se è in grado di farla. Sì. Dottore, a proposito della perquisizione presso l'ufficio della signora Contrafatto, quale fu l'ufficio del pubblico ministero a disporla? La Procura della Repubblica di Roma. Lei ha detto il primo sabato successivo al suo insediamento. Guardi, non riesco a ricordare se era allora, ho verificato che il 9 aprile era sabato. 9 aprile. È quella la data? Sì. Grazie. Perfetto. Se era sabato 9 aprile, sabato. Ho appena verificato. Anche le vostre domande, perché io cerco sempre di... Grazie Presidente. Avvocato Repici. Dottore, una prima cosa, lei ha ricordo certo che il primo contatto telefonico con il dottor Storari è avvenuto con una telefonata attraverso WhatsApp? No, non lo ricordo, però dico che abitualmente Storari usa WhatsApp. Ma lei al telefono non lo aveva mai sentito fino a quel momento? O sì? Che io ricordi no, non lo so però. Potrebbe essere, ma la prima volta che l'ho incontrato fisicamente era quella volta lì. A meno che non l'avessi incontrato in un'assemblea, non lo so. Sì, ho capito, come incontro di gruppo. No, intendevo lei ci aveva parlato al telefono? Per decidere il giorno dell'incontro, sì. No, prima di quella telefonata? Non mi ricordo, non credo. Vi siete mai scritti messaggi su WhatsApp? Sì, me li scrive tuttora, ogni tanto. Che li scrive tuttora? Naturalmente tuttora non ci interessa processualmente. Prima, ma quando ha cominciato a scrivere? Non credo, non me lo ricordo. Non l'ha verificato sul suo telefono? Anche perché avevo un telefono diverso, perché poi il telefono si è rotto e io l'ho cambiato. Quindi è capitato pure a lei? Sì, però non c'erano messaggi che non si potessero ostentare. Sì. Però non li possiamo oggi ostentare? No, oggi no, perché non ce li ho. Se l'avessi saputo l'avrei conservato gelosamente. Bene.
L'ho rivenduto a Ma uno Jules, si chiama il negozio. rivende. Eh? Eh? No, no, Ha no, no. ha venduto un telefono ai cinesi. No, 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 no. È un centro che è concessionario di Apple. Sì. Allora, l'ho fatto riparare, mi hanno detto, guardi, se lei ne compra uno nuovo le facciamo questo sconto e le compriamo quello vecchio. Allora, Ha detto così. ho detto sì, sì. Non ha chiesto di mantenere, uno come lei, magari i messaggi, uno fa, come si chiama? Non mi viene il termine, il backup. Il backup, ma certo che il backup me l'hanno fatto, ma mi hanno fatto il backup delle cose importanti, no? Quelle che io avevo salvato sul backup. Ah, sì. E quindi, perché dicevano che aveva preso umidità, non so dove avesse preso umidità. È vero che io vengo dalla Lomellina, che è il centro Sì, nell'umidità, però Va bene. E a casa sua c'era un telefono fisso, no. O meglio, ho un numero ma manca l'apparecchio, quindi materialmente non c'era. non c'è. Bene. Le spiego perché ho un numero, perché ho Fastweb. Io non ne ho interesse, se serve al tribunale, per carità. No, no, Eh, no, non serve. mi ascolti, tra la telefonata e la visita di presenza a casa sua del dottor Davigo, quanto tempo passò? Il dottor Davigo sono io. Pardon, del dottor Storari. Non ne ho la minima idea, non me lo ricordo. Conferma che vi siete visti 2 volte? Credo di sì, sicuramente la prima volta mi ha parlato di questa cosa e credo che la seconda volta mi abbia dato la chiavetta con quei testi. Ecco, una precisazione volevo. Quando le ha dato la chiavetta coi testi E le trascrizioni. e le 3 trascrizioni di registrazioni effettuate o consegnate da Calafiore, quando le ha dato la chiavetta con quei file, le ha detto nulla sulla conformità, conformità non in senso formale, mi perdoni il bisticcio, ma la corrispondenza fra quei testi e i verbali di interrogatorio e le trascrizioni di quelle registrazioni? No, per la semplice ragione che quelli erano verbali di sintesi e quindi non potevano essere conformi alla trascrizione. La trascrizione era ovviamente più ampia. E io non le ho fatto la domanda sulla trascrizione degli interrogatori. I verbali riassuntivi degli interrogatori sono verbali, sono atti processuali, formalmente tali e utilizzabili. Allora avevo capito male. Quindi? No, non mi ha detto niente, ma ho dato per contato che in linea di principio, visto che era di supporto alla memoria, i nomi fossero giusti. Quindi non c'è stata alcuna indicazione da parte del dottor Storari che le potesse far credere che ci fosse qualche difformità fra il testo di quegli apparenti verbali, di quei file, e gli interrogatori? Non se ne parlò. Non se ne parla. Una domanda, la pendrive che fine ha fatto? Non lo so. Il corpo di reato, diciamo. Potrebbe essere rimasta Non ne era al venuta in mente a consiglio. nessuno questa domanda, fino adesso in effetti. Non ne ho la minima idea, probabilmente è stata riutilizzata. Da chi? Da me, se ce l'avevo io, l'avrò riutilizzata io. Vabbè, lei poteva anche avere scaricato i file e restituito, invece se la tenne lei? Non me lo ricordo, immagino, siccome le pendrive si perdono sempre, immagino di averla riutilizzata. Anche quella? Non quella, sto dicendo che in generale le pendrive si perdono, quindi se ho avuto la disponibilità di una pendrive che non serviva più al proprietario, l'ho tenuta io. Ma era un reperto abbastanza importante nella sua prospettazione, no? No, perché li avevo stampati. Ah, e allora arriviamo a questo. Lei quando li ha stampati? Li ho stampati a Consiglio Superiore, dopo essermi mandati per posta elettronica dal mio indirizzo di Giustizia IT al mio indirizzo, credo, di Giustizia IT. Quindi li ha Però stampati? avevo anche un indirizzo consigliare, potrei averlo mandato sull'altro, e li ho stampati al Consiglio. Quindi potrebbe averla anche a casa quella pendrive adesso. Potrebbe essere, Sì. ma non c'è più quel materiale perché se l'ho riutilizzata ho tolto quello che c'era. Ma lei perché ritiene così? Perché guarda, le Perché pendrive mi ci capita sta. ogni tanto di usare delle pendrive e non ho mai trovato niente che avesse dentro quei verbali, quindi Vabbè. Perché Però ci se sta- uno non ci cancella stanno- è difficile che Sì, ci stanno si tanti volatilizzi. documenti nella pendrive, sono copia e rimane anche quello di prima, invece lei li ha cancellati. beh, quando devo far spazio sì, Sì. Si ricorda questo no, particolare? non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Sa, questo è un particolare abbastanza importante però da ricordare. No, Beh, una volta che uno ha informato le massime istituzioni del paese, o perlomeno del Consiglio Superiore, e ha
anche consegnato il No, verbale. dico però se, ecco, dopo quello che è successo l'avrebbe tenuto poi. Ma è successo molti mesi dopo. Sì, no, se no l'avrebbe tenuto. Sì, certo. Sì, certo, infatti è ragionevole pensarlo. Dica. Ecco, ma volevo chiederle, visto che li ha stampati poi al Consiglio Superiore, Sì. lei quando è andato per la prima volta al Consiglio Superiore? Non me lo ricordo, ma l'ho detto nel verbale di interrogatorio perché l'avevo ricostruito con il biglietto. E lei aveva detto, No, la prima volta glielo dico non come contestazione, le dico quello che aveva detto Sì. dopo l'incontro col dottor Sorari a casa sua, lei disse di essere andata al Consiglio Superiore per la prima volta il 4 maggio 2020, che era il primo giorno di chiusura del lockdown, diciamo. Sì, perché avevo fatto il biglietto del treno, cioè avevo fatto il Consiglio Esatto. Superiore mi aveva fatto il biglietto del treno e l'ho verificato attraverso quel biglietto. Benissimo, quindi la stampa è avvenuta a partire dal 4 maggio, è corretto? Probabilmente dal 4 maggio stesso. Sì. Benissimo. Lei quando si è mandata l'email? Immagino prima di partire, quindi il 4 maggio, o forse il giorno prima, non lo Però so. io le contesto che lei a verbale ha dichiarato il 7 di aprile. No, il 7 di aprile mi sarà un refuso, perché il 7 di No, no. aprile Storari me lo dà, forse il 7 di aprile lo salvo sul computer. Perché Guarda. dovrei essermelo mandato per posta elettronica? Lei- Ah, forse dalla chiavetta, ma poi perché? Cioè, una volta che l'ho Questo scaricato è lei sul che lo computer- deve spiegare, dottore. No, non lo so, non ne ho idea. Io mi ricordo che quando sono andato a Roma me li sono mandati per posta elettronica e li ho stampati. Prima mi ricordo di averli scaricati sul computer. Sì, io ora le sto contestando che lei in varie occasioni, anzi in tutte le occasioni in cui è stato sentito dai pubblici ministeri come persona informata sui fatti, dai pubblici ministeri come persona sottoposta a indagini e dal GUP come imputato, ha riferito email del 7 aprile. Beh, può essere che l'abbia fatto prima, però non me lo ricordo e non capisco perché avrei dovuto farlo, peraltro. Lo so, lo vorrei capire pure io. Però le chiedo, visto che si è trasmessa per email, l'email lei ce l'ha ancora? Non ho neanche più giustizia. Non ce l'ho più. Me la L'ha mai ricordo. stampato quel documento? Quando sono andato a Roma. No, il documento intendo l'email. No, l'email era soltanto con l'allegato, non c'era Certo, niente l'ho di capito, testo. sì, ma noi le dobbiamo credere sulla parola. Magari possiamo anche avere qualche sospetto che lei non dica per forza la verità, come è sua legittima facoltà. Se lei mi produce l'email con una data, Non ho più giustizia. da quando? Da quando non sono più al Consiglio Superiore. Quindi dal 20 ottobre No, o qualche tempo dopo, insomma. o poco l'hanno- dopo il 20 ottobre Dopo 2020. essere andato a riposo mi hanno tolto... Però lei ha detto che se l'è mandata con un altro indirizzo. A quello Ma giustizia. non ho più neanche quello, perché potrebbe essere quello del Consiglio Superiore, ovviamente quello me l'hanno disattivato il giorno stesso, in cui sono andato via. Quindi non c'è un modo per avere un documento che fissi la data. Vediamo anche come funziona. Noi succede soprattutto con i biglietti per i concerti o per lo stadio, che in realtà lo mandiamo, una volta che li carichiamo, li mandiamo direttamente sulla mail in modo poi da averla a disposizione o su WhatsApp. Lei non si ricorda quando ha avuto in mano la chiavetta che cosa ne ha fatto, se l'ha memorizzata nel computer o direttamente in una mail? Io ricordo di averla memorizzata nel computer, ma può essere un falso ricordo. A me sembra, perché di solito faccio così. È perché di solito lo mette il computer, quando manda la mail dovrebbe... No, ce l'ho sul computer, lo Sì, prendo e la mando... quando manda la mail carica poi l'allegato. Certo, In questo l'allegato. caso, secondo la domanda del lavoratore Epici, lei, siccome doveva servirsi nel CSM, avrebbe dovuto caricarli nei giorni antecedenti a questo viaggio. Invece risulterebbe il 7 di aprile. Mi sembra strano, però se ho detto così può darsi, non so, adesso non mi ricordo più, il tempo passa e io invecchio, quindi... Sì, ce l'abbiamo la contestazione su quello che ha detto, così vediamo un po' se Ma sono tutti i suoi verbali c'è una di dichiarazioni. disattenzione tecnica Comincio o dal è primo, guardi. è un problema storico. tecnico. Comincio dal primo. Il primo verbale è in data 5 maggio 2021 ai PM di Roma. Letteralmente c'è scritto: ciò avvenne, la trasmissione, ciò avvenne certamente prima del 7 aprile, perché in tale data mi sono inviato una email dal mio indirizzo privato di posta elettronica, privato, a quello di giustizia.it, allegando i documenti in questione per conservarli e poi eventualmente stamparli nel mio ufficio al CSM.
Senta, ma lei quando è andata a Roma il 7 o 6 ha detto? 4 maggio. 4 maggio. Beh, mi sembra molto chiaro questo. Sì, io non ricordo, può essere che sia andata così, ma non me lo ricordo, perché mi sembra strano, perché me li ero mandati per usarli a Roma. Quindi mi sembra strano di averli mandati il 7 aprile. Però non le sembra può darsi strano. pure. Ecco, però le chiedo, No, A questo punto è la domanda No. di diritto. Non è che quel giorno ha mandato una mail No. a qualcun altro anche? no, Sicuro? sicuro. Vabbè, lei è l'imputato, non andiamo oltre. Andiamo avanti. però io devo chiedere all'imputato qual era il suo indirizzo privato di posta elettronica? Ne avevo diversi, alcuni non ne ho più. Avevo Alice, non so se sia più attivo, No. e avevo... Ecco, non dica quello attuale, sennò domani vi No, riceverò. no, a me interessa quello del 7 aprile 2020, Presidente, naturalmente. Poteva essere Alice o poteva essere, ho detto privato, quindi non doveva essere cosa del Consiglio. No, ho detto da giustizia a giustizia. No. Da Io privato ho a contestato il giustizia. verbale. Sì, Però scusi, Mi avvocato. sono inviato una mail dal mio indirizzo privato di posta elettronica a quello di giustizia.it. Quindi riceve piercamillo.davigo@giustizia.it. Sì. Invia il suo Però- indirizzo privato. Senta. doveva essere cosa che ho detto prima, Alice, che però non ho più. Ah, non ce l'ha più. Però scusi, avvocato, allora la rilevanza, guardi, io ho colto anche, forse non so dove vuole arrivare lei, ho fatto una domanda diretta, perché è chiaro che se uno monta un allegato su una mail lo fa per usarla nell'immediato, per cui le ho chiesto se per caso le avesse mandato anche un'altra persona, allora ci poteva avere una logica. Lui ha detto di no e quindi E lei non può fare altro che prenderne atto. dobbiamo prenderne atto. Però- Non abbiamo nessun motivo di pensare che l'abbia mandato un'altra persona perché non c'è nessun principio di prova. Nessuno lo pensa. Però non so per il senso della sua domanda se non Il senso era della mia finalizzata domanda, a questa Presidente, risposta. è finalizzato a dimostrare, come sto dimostrando, Eh, che con tutte le possibilità che aveva il dottor Davigo di documentare quando il fatto è avvenuto, eh. in realtà non ne ha tenuta nessuna. Cioè c'è stato uno smarrimento di prove per sua legittima volontà. Poi lui le ha risposto che alla fine, quando è venuto fuori la questione, era passato molto tempo dal momento in cui era avvenuto il fatto. Questa era stata la risposta. E infatti io gli stavo chiedendo, lei quando ha cancellato, ha chiuso il suo indirizzo privato di posta elettronica dal quale mandò l'email del 7 aprile? Non me lo Non se lo ricordo ricordo. e non so neanche se l'ho mandato davvero il 7 aprile, ma se ho detto così devo pensare che sia vero, perché allora avevo ricordi più freschi di adesso. Come tutte le persone anziane ho ricordi minuti di fatti remoti nel tempo. Quelli più vicini ho maggiori difficoltà a collocarli e a ricordarli. Faccio fatica a ricordarmi cosa ho fatto stamattina, prima di venire E qui. me io non glielo chiedo. Senta, lei ha detto di quell'affidavit che le fece in tempi precedenti sul dottor Storari e sulle sue capacità la dottoressa Boccassini. No, mi parlò bene di Storari. Sì, esatto. Non è che mi fece un affidavit, mi disse che Storari era molto bravo. Ha tenuto contatti lei con la dottoressa Boccassini nel tempo? Si sono diluiti quando è andata in pensione e lei ha interrotto i rapporti con tutti i colleghi sostanzialmente. Quando è stato circa? È un po' prima di me perché credo abbia un anno più di me. Senta, così, ogni tanto mi vengono delle domande, ma visto che ha i rapporti con la dottoressa Boccassini, non è che così fra colleghi a volte ci si consulta su quello che avviene all'interno della procura, sull'affidabilità di Storari, visto che insomma che lei sa, uno gli dico a istinto, perché noi quando abbiamo qualche problema tendiamo a confidarci con i colleghi, magari facendo anche degli errori, a volte anche facendo degli errori. Non è che lei di fronte a questa situazione, avendo radici nel mondo milanese della procura, abbia pensato di chiedere No. confidenzialmente? No, Non ha chiesto niente a nessuno. no. Perché il dottor Storari ha detto, ma io giustifico il dottor Davigo che ne ha parlato col suo ufficio, perché normalmente noi ne parliamo. A quel punto io ho detto al dottor Storari, davvero? Mi sembra strano che il dottor Storari non avesse parlato con nessuno. E ha fatto un paio di nomi, uno che non mi diceva niente e un altro che è venuto fuori, che era normale che venisse fuori, e ha detto no, con quello non ci ho parlato, si ricorda quando abbiamo sentito Storari? Francamente no. Comunque. Sì,
adesso non voglio fare il nome del collega perché non voglio farlo. Ecco, lei non si è consultato con nessuno a Milano, con tutte le conoscenze che aveva in procura, questo legame con la dottoressa Boccassini, Allora, che era, diciamo, il tutor, è stato per un periodo del dottor Storari. Non avevo era il pensato... procuratore aggiunto. Era il procuratore aggiunto di Storari. Sì, Il il tutor, tra virgolette, cioè nel senso che comunque è una persona che l'aveva coinvolto in indagini. Allora, per cominciare io manco dalla procura di Milano dal 2000, quindi oggi sono 23 anni, all'epoca dei fatti erano quasi 20 anni, Sì. anzi erano 20 anni, perché poi nel 2000 sono andato in Corte d'Appello e poi nel 2005 in Cassazione. E in secondo luogo, forse Ilda Boccassini era la persona con cui non se ne poteva parlare perché lui non aveva un buon rapporto con Greco, perché riteneva ingiustamente di essere stata pretermessa nella nomina procuratore di Milano da Greco. Anzi, quando io ero presidente dell'ANM, feci un'osservazione al presidente della quinta commissione, perché avevo letto sui giornali una cosa che a me sembrava scriteriata della quinta commissione. Avendo 10 domande per fare il procuratore di Milano, ne avevano convocati 4 per l'audizione. E io ho detto, ma scusate, non potete fare una cosa del genere, o fate prima un'istruttoria in cui ne escludete 6 e poi ne convocate 4, o se no li dovete convocare tutti e 10, perché altrimenti qualunque giudice amministrativo vi annulla la nomina. E in effetti convocarono tutti. E però poi chiesi al consigliere Morgini come era andata l'audizione dei vari consiglieri e mi fece divertire perché, come del resto io immaginavo conoscendo il carattere di Boccassini, parlando dell'audizione di Boccassini ha detto: è durato 2 minuti perché siamo andati subito al diavolo, perché è entrata e ci ha detto: tanto lo so che non mi nominerete perché a differenza di questi altri io ho la schiena dritta, e se n'è andata. Ah, beh, insomma, se voleva sponsorizzarsi... Ecco, non era, diciamo... No, però guardi, a maggior ragione, se non andava d'accordo col dottor Greco, a maggior ragione è un motivo per chiamarla. Proprio no. Proprio no, ci vuole uno poteva dare qualche notizia riservata. Se uno ha bisogno di un consigliere, ha bisogno di un consigliere neutrale. Sì. Peraltro io in genere non ho bisogno di consiglieri, sbaglio meglio da solo. Scusi, ritiro la domanda. Dica. Sì, ha detto che il dottor Storari aveva avuto come capo del suo dipartimento la dottoressa Boccassini, procuratrice aggiunta, capo della DDA di Milano. Sì, nello stesso periodo, non lo so. Aspetti, no, la domanda non l'ho fatta, nello stesso periodo faceva parte della DDA insieme al dottor Storari anche sua moglie, cioè la dottoressa Dolci. Con la dottoressa Dolci lei ha parlato del dottor Storari? Allora, siccome la dottoressa Dolci, per intuibili ragioni che sta in quell'ufficio, si è avvalsa della facoltà di non testimoniare, io non rispondo a domande che attengano alla dottoressa Dolci. E così il segreto è blindato. Posso rispondere? Prego. La domanda era? L'imputato ha detto che non risponderà a domande su cui sulla dottoressa Dolci, in quanto la dottoressa Dolci si è avvalsa della facoltà ex articolo 199. Guardi, siccome è imputato può scegliere lui, e quindi abbiamo cercato, scusi, di lasciare fuori la dottoressa Dolci da questo processo, ha visto? Non gli ho neanche chiesto se era coniugata o non coniugata. Ho detto, dica lei se ha un motivo di... Ecco, lasciamo perdere. No, ma Presidente, Noi sappiamo che il contatto fra il dottor Storari e il dottor Davigo è stato tramite la dottoressa Dolci. Basta. E come l'imputato non l'ha dichiarato questo? Lo sappiamo lo stesso perché ce l'ha detto qualcuno, ce l'ha detto Storari. Che il contatto, che non sapeva avere il contatto, siccome era molto amico della dottoressa Alessandra Dolci, le ha chiesto se poteva metterlo in contatto con Davigo. La dottoressa Dolci non si è avvalsa la facoltà di non rispondere, legittimamente è una persona che noi sappiamo ha creato solo il contatto. Dopodiché, Presidente, naturalmente l'obbligo del Tribunale e delle parti è cercare di accettarla tutta la verità. Sì, ma sono questioni anche un po' personali, insomma, se non sono strettamente indispensabili, sono anche questioni che ci interessano relativamente. Insomma, l'incontro è avvenuto in periodo di lockdown, la dottoressa Dolci era a casa. Senta, domanda non ammessa, quindi faccio la cortesia, gli ho spiegato i motivi, lasciamo fuori la dottoressa Dolci perché ha fatto da tramite. Tanto guardi, non sa, allora avvocato, siamo in un processo, poi tanto si avvale, quindi può avvalersi, dove il reato viene contestato nel momento in cui il dottor Davigo riceve la chiavetta. Quello che succede prima è tutto
una questione Sulle parole precedente, dell'imputato. e lei sa che anche nelle vicende di Storari io ho sempre detto mettiamo un paletto, perché certe vicende attendono altri processi che magari capiteranno a noi, che sono un altro versante, è una mera premessa. Quindi come è veicolato quei verbali, noi sappiamo che vengono veicolati dal dottor Storari al dottor Davigo e che la dottoressa Dolci ha fatto da tramite di conoscenza. E quando? Ecco, La sto dire data quanto commessi tempo delitti prima... è un'altra cosa che va tenuta fuori dal processo? Allora facciamo così, no, però facciamola diversamente la domanda. Quindi il primo contatto col dottor Davigo, quindi anche quello non ufficiale, Col dottor Storari? Capito, il contatto anche mediato, quando è avvenuto? Quando le è stato detto dalla dottoressa Dolci che il dottor Storari voleva parlare con lei? Qualche giorno prima? Qualche giorno prima. Penso però, perché non sono in grado di ricordarmelo, sì. Era una cosa che aveva connotazioni di urgenza, perché Storari era seriamente preoccupato. Sì. Io direi che chiudiamo il discorso qua, andiamo avanti, a meno che non sia strettamente indispensabile, non abbia elementi per fare domande più approfondite. Quanto all'epoca della consegna della pendrive, conferma la prima settimana di aprile? Che io ricordi doveva essere la prima settimana di aprile. All'epoca lei fissò questa data in relazione alla email del 7 aprile. Oggi dice che non ne ha ricordo, come fa a ricordare? Come faccio a ricordare? Perché ricordo di aver detto che era la prima settimana di aprile, quindi penso che sia la prima settimana di aprile, perché allora quando avevo ricordi più freschi di quelli che ho oggi, gli psicologi delle testimonianze, comunque delle dichiarazioni, parlano sempre di ruminazione. Ripensare sempre a una cosa porta a ricordi fallaci, quindi se ho detto che era la prima settimana di aprile, allora sarà la prima settimana di aprile. Va bene. Quando lei parlò con il dottor Storari, il dottor Storari conosceva l'esistenza del comitato di presidenza del CSM? Non so se la conoscesse, gli ho spiegato io comunque che bisognava informare il comitato di presidenza. Quindi fu un'idea sua? No, non fu un'idea mia, fu un'idea nell'ambito delle dichiarazioni che se lui poteva o no parlare con un componente del Consiglio o con il Consiglio. La mia risposta fu: ci sono le circolari che dicono che bisogna fare il picco riservato diretto al comitato di presidenza, però nel caso di specie non si può fare il picco riservato per le ragioni che ho già esposto. In realtà oggi le ha esposte in modo un po' vago. Quali erano esattamente? Benissimo, perché il comitato di presidenza nella vicenda del plico riservato di Palamara aveva dimostrato di non ritenere affidabile la propria struttura, visto che aveva ordinato di allontanare dalla sala riunioni non soltanto i funzionari del Consiglio, ma anche i magistrati segretari, dovendo la conoscenza essere limitata ai soli consiglieri. E quindi questo fu il primo motivo di preoccupazione. Il secondo motivo di preoccupazione fu che nella prima commissione uno dei consiglieri andò subito dopo la riunione a informare Palamara del contenuto dell'atto che non gli poteva essere rivelato. Bene, e questo accadeva nel precedente Consiglio? Nel Consiglio di cui facevo parte io. Sì, nel Consiglio. suo Bene. Consiglio. È accaduto una volta. Sarebbe come dire che un dichiarante non andrà più alla Procura di Milano a rendere dichiarazioni perché qualcuno fa uscire del bar. È una domanda, avvocato, questa però. Quindi? È una domanda. È una domanda. Quindi è stato quello il motivo. Posso completare la risposta? Prego. Se il Consiglio non teneva su un ex consigliere, figurarsi su due consiglieri in carica. Quindi la sua preoccupazione era che il Consiglio non tenesse sui due consiglieri in carica e questo? Anzitutto, ma poi c'erano nomi da paura, c'erano nomi che erano stati la spina dorsale della magistratura italiana. Ma che ne so io di cosa succede nei gruppi associativi e quali relazioni ci sono tra loro e i consiglieri? Di lì a poco abbiamo avuto dopo rispetto a quella vicenda di prima, ma prima che io parlassi con Storari, abbiamo avuto le dimissioni di 6 consiglieri, che è un fatto traumatico. Nella storia del Consiglio non c'è mai stato nulla del genere. Va bene. Domanda.
Senta, a proposito della non opponibilità del segreto investigativo al singolo consigliere del CSM, può riferire al Tribunale qual è il dato normativo primario, secondario al quale lei fa riferimento? La Costituzione della Repubblica e la legge istitutiva del Consiglio. La Costituzione della Repubblica in quale articolo? Nelle norme sul Consiglio Superiore della Magistratura, dove dice che è un organo collegiale che prende le decisioni collegialmente. E quindi prende le decisioni E quindi collegialmente. non c'è nessuna attività che possa essere presa non dal plenum. Il plenum è fatto da tutti i singoli consiglieri. Quindi qualunque notizia che debba essere portata al plenum viene di necessità portata a tutti i singoli consiglieri. Viene portata a tutti i singoli consiglieri riuniti nel plenum. Certo, ma ne vengono a conoscenza già quando ricevono l'ordine del giorno, quindi quando Sì. ancora non sono riuniti nel plenum. Sì, ma non nel salotto di casa propria, senza ordine del giorno. Senza ordine del giorno, ma si trattava di una situazione di emergenza, un processo che non esisteva, un segreto che secondo me non esisteva, una situazione in cui mi viene riferita una notizia di reato, nella mia qualità di pubblico ufficiale che dovevo riferire, ma che non sapevo a quale procura riferire data la particolarità della situazione. Scusi, qual era la notizia di reato? L'omissione in atti d'ufficio in capo al procuratore aggiunto e al procuratore della Repubblica. Bene, e lei l'ha rassegnata questa al procuratore denuncia? generale Cioè a presso la un... Corte di Cassazione. Quindi quando lei ha parlato col procuratore generale Salvi era per informarlo di questo? Certo. Ok. E la terza volta. Senta, a proposito della informativa al Presidente della Repubblica. Però scusi avvocato, Sì. non ha finito di rispondere alla domanda. Ha detto nella Costituzione che dice che è un organo collegiale, no? E E poi per me era già basta soddisfacente. quello. No, però no, facciamolo però magari completare, giusto? Poteva spiegare anche E poi? la legge istitutiva che dice, così completiamo la domanda. La legge istitutiva che costruisce il Consiglio Superiore, ovviamente sulla scia degli articoli costituzionali, come organo di governo autonomo dell'ordine giudiziario, e quindi ci sono una serie di interpretazioni che si susseguono da almeno 40 anni, deliberate dal Pleno del Consiglio, che dice per poter agire il Consiglio deve sapere, quindi questo significa che non è a lui opponibile il segreto, tutti i segreti, tra cui il segreto investigativo, Sì. escluso ovviamente il segreto di Stato, quello sì che è opponibile. Eccolo qua. Senta, lei ha detto che l'idea di informare il capo dello Stato fu del vicepresidente Ermini? Ma io non ricordo se fu un'idea del vicepresidente Ermini o se fu una domanda, mi sembra che fosse una domanda che il vicepresidente Ermini mi fece, se bisognava informare il capo dello Stato. Io gli dissi che secondo me sì, ma che valutasse lui, se no Ok. sarei andato io dal Presidente della Repubblica. Quindi c'era stata questa sua indicazione positiva? Certo che sì, Ok. ma come opinione, non è che gli ho detto vai dal Presidente della Repubblica. Beh, anche l'avesse detto, Non poi sarebbe Armini stato avrebbe niente di potere male. anche disattendere la sua indicazione. Sì. Senta, c'era un procuratore generale reggente a Milano? Ti ha già C'era un detto, avvocato generale, ha già detto di no, che era... Come? No. reggente, sì, reggente. c'era l'avvocato generale che reggeva in sede vacante la Procura Generale. Cioè esattamente come era accaduto anni prima con la malattia del procuratore generale Minale e la reggenza della dottoressa Bertolettiale? Io non lo so perché non ero a Milano, quindi non ho idea di cosa fosse successo in allora. Allora accadde che la procura per 2 anni iscrisse un omicidio a modello 45, intervenne l'avvocato generale, ad esempio. Io non lo sapevo. Non so. Mm. Comunque
siccome lei ha letto il mio interrogatorio, avrei preferito non parlarne, ma lei ha letto il mio interrogatorio, sono costretto a ripetere quello che ho già detto in sede di interrogatorio. Io conoscevo molto bene l'avvocato generale, era stata in procura con me e soprattutto era capitato un curioso episodio, mentre ero in corte d'appello e lei era sostituto procuratore generale, che aveva divertito molto la corte d'appello, ma che mi aveva indotto a ritenere che non fosse agevole spiegare le situazioni complesse. Racconto l'episodio. Aveva chiesto, come magistrato addetto all'esecuzione penale, di conglobare nell'isolamento diurno, di inserire nell'isolamento diurno una pena detentiva temporanea di un ergastolano. Come saprete, le pene detentive temporanee si eseguono nei confronti degli ergastolani aggiungendo l'isolamento diurno fino a 1 anno e 6 mesi. Se c'è un altro ergastolo fino a 3 anni. Ci fu un provvedimento di rigetto della Corte d'Appello che io estesi, in cui dicevo che siccome aveva già raggiunto il tetto di 1 anno e mezzo non si poteva più aumentare quella pena. E lei mi fece un'istanza di sospendere il provvedimento della Corte, fece alla Corte un'istanza di sospendere il procedimento perché intendeva impugnarla. Allora io, nell'ilarità generale della Corte, estesi un altro provvedimento dicendo che i provvedimenti di rigetto non sono sospendibili, perché sospendere un provvedimento di rigetto equivale a dare quello che non si voleva dare. Però trovavo singolare che un magistrato per rifiuti di secondo grado potesse fare... Ci vuole dire, ha detto un giro di parole, che non ha parlato con l'avvocato generale perché era troppo complesso questa cosa, che non... per spiegargliela, sì, che non era una persona che poteva fare come punto di riferimento suo, questo ha detto. Però senta, una cosa, guardi, nelle questioni di esecuzione, molti di noi pensano che fosse meglio lasciare ai funzionari occuparsene, perché sono talmente complesse che forse se ne intendono più i funzionari, di fatto li fanno loro i provvedimenti di esecuzione, il più delle volte. Però una cosa è fare questi calcoli in sede di esecuzione sono complicati, una cosa è parlargli di questa vicenda che riguardava il procuratore della Repubblica che non si muoveva, che non adottava le iniziative, non era così complicato. Non era così complicato come spiegargli il doppio ergastolo e la sospensione di una... Si sarebbe dovuto spiegare che bisognava avvocare un procedimento che non c'era, e questa è una questione molto complicata. Perché non essendovi stata iscrizione, che cosa avvocava? Ma il procuratore generale ha poteri di controllo, bastava una semplice segnalazione. Questo non è vero. Come è avvenuto nel 2015 sull'omicidio del procuratore Caccia. Lei dava anche il riferimento. Questo non è vero. L'ufficio del quale faceva parte sua moglie in quel momento. Scusi, lei ha detto sarebbe stato complicato avvocare certo. Però magari questa volta si sbagliava e l'avrebbe fatto. Allora, qual era il problema? Allora, come ha sbagliato l'altra volta, poteva sbagliarsi anche un'altra volta. Nei primi mesi di vigenza del nuovo codice, il procuratore generale di Milano, Adolfo Beli Argentina, chiese in visione un fascicolo a Borrelli, al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, Borrelli, fece un quesito al Consiglio Superiore in cui gli chiedeva su quale norma riposa il potere del procuratore generale di chiedere in visione un fascicolo al procuratore della Repubblica. Il Consiglio Superiore rispose su nessuna norma. Borrelli rispose non mando il fascicolo. Si ricorda che fascicolo era? Non mi ricordo che fascicolo era. Anche se è antico, però non era il mio, quindi non me lo ricordo. Mi ricordo la vicenda perché dimezzò i poteri delle procure generali, quella risposta a quesito, perché poi venne pubblicata sugli atti del Consiglio e quindi... Poteva essere oltre Pò Pavese, ad esempio? No, sulla documentazione del Consiglio, non lo so che cosa. No, quello di Milano. Quello della richiesta di divisione degli atti. Dica. Sì. Senta, quando il dottor Storari le portò il contenuto di quegli interrogatori, lei rilevò subito la presenza dei 2 magistrati che erano stati una presidente del Tribunale di Milano e uno presidente della Corte d'Appello di Milano? Sì, immediatamente, perché conoscevo entrambi molto bene. E lei segnalò al dottor Storari la necessità di trasmettere ad altro ufficio perché incompetenti? Lo sapeva di suo. In che senso? Era perfettamente a conoscenza dell'articolo 11 del Codice di Procedura Penale.
Sì, doveva essere a conoscenza di tante altre cose e non interpellare direttamente il comitato di presidenza, ma lei a lui lo riferì? No, perché le cose ovvie non si dicono. Cioè, se hai i nomi di due che sono stati rispettivamente Presidente del Tribunale e Presidente della Corte d'Appello, è chiaro che non puoi tenere tu il procedimento. Però scusi, visto che lei poi si è impegnato tanto per risolvere quel problema grossissimo della mancata iscrizione, la soluzione più lineare era sollecitare il dottor Storari a invitare l'intero suo ufficio a trasmettere il fascicolo ad altro pubblico ministero. Ma per farlo bisogna prima avere il fascicolo e quindi iscrivere. Siccome non avevano iscritto e non c'era il fascicolo, non si poteva mandarlo Dottore neanche da Davigo, nessuna lei sa parte. meglio di me che le iscrizioni dei magistrati del distretto non avvengono a modello 21 da parte dell'ufficio, si iscrive al modello 45 e si trasmette ad altro ufficio. Ai tempi miei non si faceva così. Ah. Se adesso fanno così, secondo me è sbagliato, perché ci sono state diverse circolari del Ministero che dicono non potete fare indagini a modello 45. E infatti non si fanno indagini, si trasmettono gli atti. È una responsabilità disciplinare fare indagini a modello 45. Presidente, infatti si trasmettono gli atti. No, ma insomma vuol dire un'altra cosa. Una cosa dipende dalla fondatezza della notizia. Se una notizia è fondata si scrive a modello 21, se è una notizia così si scrive a modello 45. Di solito abbiamo visto. No, Presidente. Se poi si sa che l'ufficio che la riceve e potrebbe archiviarla, la si scrive a modello 45. Perché poi Non funziona così. Casomai è esattamente al contrario, Presidente. Guarda, io Proprio comunque- per non incidere sulle valutazioni dell'ufficio competente, il PM che ha la notizia e non è competente non iscrive, valuterà il PM competente. Comunque non era stato iscritto neanche a modello 45. Benissimo. E lei sollecitò il dottor Storari alla trasmissione del fascicolo a Brescia? Io sollecitai il dottor Storari a mettere per iscritto che doveva essere effettuata l'iscrizione, che era preliminare a qualunque altra decisione. Gli sollecitò qualunque cosa sulla competenza? No, perché era ovvio. Forse me lo disse addirittura lui subito, tra l'altro non siamo competenti. Perché mi ricordo che parlò di due cose, una che tra l'altro mi sorprese perché non è comune la conoscenza di questa ai magistrati di primo grado, e cioè che c'era giurisprudenza di legittimità che portava alla retrodatazione dell'iscrizione a quando avrebbe dovuto essere fatta. Non era una giurisprudenza ancora maggioritaria della Cassazione, adesso addirittura è stato previsto con la riforma Cartabia che il giudice possa retrodattare l'iscrizione, con effetti dirompenti, perché se poi sono scaduti i termini di indagine e il pubblico ministero non può più fare indagini, deve chiedere per forza l'archiviazione. Dottore, ma lei sa meglio di me che fino all'11 maggio 2020 i termini erano sospesi. Sarebbero decorsi dal 12 maggio. Sì. Data di iscrizione della notizia di reato presso la Procura di Milano. Ma tra l'altro credo che Storari l'abbia scritto anche in qualche, perché l'ho letta da qualche parte sta cosa, in qualche sua nota al procuratore aggiunto al procuratore, o forse solo al procuratore, in cui richiamava questa giurisprudenza dicendo guardate, non iscrivendo tra l'altro rischiamo prima o poi questa cosa, perché prima o poi sarebbero ricominciati a decorrere i termini. Insomma, avvocato, non si può non iscrivere una notizia di reato, questo deve essere assolutamente chiaro, non si può. E comunque se si ritiene che non sia una notizia di reato va iscritta a modello 45. Salvo che non ci siano altre possibilità. Senta, a proposito, questa mi ha incuriosito, lei prima ha detto che quando ha letto tutti quei nomi e il fatto che la Loggia Ungheria avrebbe controllato il precedente Consiglio Superiore, lei si è allarmato sulla possibile, illegittimità di tutte le nomine direttive e semidirettive che c'erano state in quel quadriennio. Ho capito bene? No, ha capito male. Ho detto che sarebbe stato indispensabile, prima che la notizia finisse per essere pubblica, perché prima o poi tutte le notizie finiscono per essere pubbliche, che il Consiglio esaminasse in via di autotutela la regolarità delle numerosissime nomine fatte dal precedente Consiglio, che avendone fatte 1000 ed essendoci stato anche malumore che io ho registrato da parte dei colleghi, da Presidente dell'ANM, sulle nomine che venivano fatte, molte delle quali erano considerate incomprensibili dai colleghi, che ci fosse una valutazione in maniera da essere pronti dicendo le abbiamo ricontrollate, vanno bene, oppure le abbiamo ricontrollate e alcune non vanno bene. Ma lei aveva la prova che non c'era stato un controllo massivo sulle nomine.
Il 17 novembre 2017 era stata nominata procuratrice aggiunta a Milano la dottoressa Dolci. Lei ha avuto notizia che fosse stata la loggia Ungheria? Allora, sentite, No, ho detto ma che non risponde alle domande... domande che riguardano la No, dottoressa Dolci. ma guardi, avvocato, ho già spiegato. Lui non risponde, non ammetto io, lasci perdere. Guardi, sono stato nominato anch'io da quel Appunto, consiglio. appunto. E prima ha citato una regione dove forse c'era stato qualche malumore. Forse qualcuno si era lamentato su certe nomine. Ma questo vale Ed è sulla abbastanza- attendibilità della prospettazione È che viene abbastanza fatta. noto che c'è stata una forte lamentela in qualche regione su delle nomine. Sì, Presidente, pure sul procuratore nazionale antimafia. Tant'è che erano stati diffidati procuratore nazionale antimafia membri del c'è stata CSM di qualche mettere i lamentela. piedi in quella regione Fu dopo annullato. certe nomine, no? Lo sappiamo, quindi andiamo oltre. Senta, lei stamattina ha riferito della informazione datale dal dottor Storari circa il parere trasmesso dalla Procura di Milano sul dichiarante Piero Amara al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Ho capito bene? A un tribunale di sorveglianza, non so quale. Vabbè, a un tribunale di sorveglianza. Mi scusi se ho integrato io erroneamente. Questo quando le fu detto dal dottor Storari? Non me lo ricordo, ma credo nell'immediatezza, però non me lo ricordo. No, perché il documento noi ce l'abbiamo nel fascicolo e porta la data del 30 aprile. Evidentemente me l'avrà detto dopo. Quindi avete continuato. Ho detto che mi ha telefonato un sacco di volte, sempre con WhatsApp, ma avrà detto in quell'occasione lì. Sì, avrà sentito che il dottor Storari non ha raccontato le cose esattamente in questi termini? Circa i vostri successivi Quali sarebbero i rapporti. termini? Circa i vostri successivi rapporti su quella vicenda. Non lo so, non me lo ricordo cosa ha detto. Vabbè, era qui. Infatti è una contestazione. Perché Sì. così No, ne a lei so- non posso contestare quello che ha detto il dottor Storari. Poi in No, discussione. il dottor Storari ha detto che si sono sentiti anche dopo e che io gli ho chiesto, ma Le parole sono ha lì. avuto motivi di dissentire rispetto alla divulgazione ad altre persone non, tra virgolette, legittimate di quei verbali? Lui ha detto che non gliel'ha chiesto. Non ha avuto nessuna rimostranza nei suoi confronti. Questo ha detto, mi sembra di ricordare. Poi anch'io, guardi, sono un po' anziano, ricordo le cose antiche, ma queste magari... Però mi sembra di ricordarla bene questa. Mi sembra di avere memoria In anche di discussione queste ne circostanze. terremo conto. Sì. Però lei è certo di aver appreso pressoché in diretta di questo parere trasmesso al Tribunale di Sorveglianza? Io sono certo a un certo momento di averlo saputo e verosimilmente di averlo saputo prima di aver parlato con il vicepresidente Ermini. Verosimilmente però perché non ne ho preciso ricordo. È un ragionamento che faccio. Ho capito. Senta, a un certo momento, come già è stato appurato durante l'istruttoria dibattimentale, ci fu una riunione in previsione del voto del plenum per la nomina del procuratore della Repubblica di Roma. Lei ha ricordo di questa riunione? Sì? Sì. No, non del Consiglio. No, non del gruppo di plenum, autonomia no, indipendente. di questa riunione nella quale eravate presenti, secondo quanto risulta, poi Sì. lei ci dirà la sua, per carità. Eravate presenti lei, il dottore Di Matteo, il dottore Ardita, il dottore Alessandro Pepe, la dottoressa Ilaria Pepe e credo, se non ricordo male, nessun altro. Il dottor Ardita arriva dopo, rimane sull'uscio della porta, Questa, rimane sull'uscio timoroso, questa, perché mi ricordo le cose antiche, non quelle no, recenti. questa invece non è antica. Rimane quello timoroso. Presidente, questa non è Sì. antica. Sì. Vabbè, l'ha riferito il No, dottor dico, Ardita. si ricorda se è rimasto sull'uscio della porta il dottor Ardita che aveva quasi timore a A me entrare. sembrava che fosse nella stanza. Sì, Comunque. comunque. l'ha detto. Presidente, Ce posso l'ha detto dare, Alessandro Pepe. ma posso dare ragione al dottor Davigo perché ci sono delle risultanze documentali. Sì, ce l'ha detto il dottor Alessandro Pepe, ci ha scritto anche la questione della porta della soglia che è Vabbè. uscito, cosa è successo prima e cosa è successo dopo. Bene. Lei ha ricordo di questa riunione? Sì. Bene. La prima cosa che le chiedo è se ha ricordo della data di questa riunione. No. Febbraio. Questo è, diciamo, il ricordo Di tutti. oralmente affidato dai testimoni. Tutti.
Ma le riunioni di gruppo credo che fossero anche un po' informali, si riunivano. Presidente, però... Non c'è un ordine del giorno, credo, no? Nelle riunioni di gruppo. No, non c'è un ordine del giorno, però la questione va ripresa dall'inizio. Quando si trattò di nominare il procuratore di Roma, che era probabilmente la nomina più importante che il Consiglio doveva fare, Ardita mi segnalò il dottor Viola, attuale procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Il dottor Viola venne anche a presentarsi al Consiglio, non da me ma da altri consiglieri, e qualcuno mi disse che qualcuno del gruppo di magistratura indipendente che c'era da loro il dottor Viola e se volevo conoscerlo. Io entrai, lo salutai, non mi trattenni a lungo. Comunque, siccome Ardita all'epoca non avevo ancora interrotto ogni rapporto, cominciavo a diffidarne, ma non erano ancora esplosi una serie di fatti ulteriori, mi aveva magnificato le qualità del dottor Viola, che peraltro era procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze. E io mi indussi a votare nella quinta commissione per il dottor Viola. Se non avessi... Quando? Questo quando ci fu la votazione nella quinta commissione, sono acquisibili i verbali, io non posso ricordarmelo a memoria, ma prima della vicenda dell'Hotel Champagne. Sì. E, prima della vicenda. Prima. Mi orientai su Viola anche perché su un altro magistrato, che è l'attuale procuratore di Roma, Lovoi, noi come gruppo avevamo una posizione che riguardava non il dottor Lovoi, ma in generale i fuori ruolo, che era quella di non punirli ma di non premiarli, perché c'era una forte protesta all'interno della magistratura contro i fuori ruolo che stanno fuori ruolo un sacco di anni e poi passano davanti a quelli che fanno attività giudiziaria. Ora io non ho niente contro i fuori ruolo, anzi sono convinto che in certe funzioni ci debbano per forza stare dei magistrati, per alcuni casi è previsto addirittura dalla legge, gli ispettori generali del Ministero per esempio sono per forza magistrati, però chi è fuori ruolo è al riparo dai guai, perché non incorre nei ritardi, non incorre in incidenti di percorso, non ci sono procedimenti disciplinari, quindi non punirli e non premiarli. Ora, il dottor Lovoi, che io stimo moltissimo e con cui ero stato molti anni fa in un comitato direttivo centrale dell'ANM e che quindi avrei volentieri votato, era però stato tanti anni a Eurojust o Eurojust, non si dice mai Eurojust, perché o lo si dice in inglese Eurojust o si dice alla francese Eurojust, ma non si può dire Eurojust come dicono tutti, perché è un errore. Non parliamo sempre qualcosa, devo dire, anche nelle udienze. Bene. E quindi votai Viola. Dopodiché, quando venne fuori la vicenda dell'Hotel Champagne, in cui l'onorevole Lotti con Palamara e Ferri, che erano due capi corrente, almeno considerati tali, e presenti alcuni componenti del Consiglio Superiore, tra cui il Presidente e un componente della quinta commissione, a me apparve evidente che non era più votabile il dottor Viola. Non perché ci fosse la prova che lui fosse colluso con questi, ma perché, non avendo ulteriori notizie, perché in quel momento non avevamo ancora traccia delle intercettazioni e in dettaglio e delle neanche della correttezza delle trascrizioni delle intercettazioni e neanche della correttezza delle trascrizioni che erano solo avvenute a cura della polizia giudiziaria, prudenza voleva che non si potesse più, secondo me, votare il dottor Viola, perché il dottor Ardita abbia insistito più volte con me perché votassi di nuovo il dottor Viola. Io gli spiegai le ragioni, che non era possibile, per intuibili ragioni di prudenza che capisce chiunque, fino a quando non hai un quadro completo della realtà non puoi, hai la prova in quel momento che volevano questi che trattavano con un imputato della Procura di Roma, la nomina del procuratore di Roma, il dottor Viola. Prudenza vuole che non nomini il dottor Viola. Benissimo. Dopodiché sappiamo, perché è fatto notorio, il fascicolo la pratica tornò in commissione. Sì. E si votò, anzi fu fissata per il 14 dicembre 2019 la quinta commissione, della quale lei era componente, per le proposte di nomina del procuratore della Repubblica di Roma. Prima furono fatte le audizioni. E si votò a gennaio le proposte. Lei era presente, quindi ricorda quali furono i magistrati proposti, giusto? Vagamente, io ricordo di aver proposto Prestipino. Perché sì. E fu l'unico voto per Prestipino. Sì. E poi arrivarono al pleno. Posso finire di rispondere? Perché
tra l'altro nell'audizione era quello che era andato meglio. Ovviamente perché conosceva meglio la Procura di Roma in quanto era stato reggente. Certo, essere stato reggente non è un titolo perché è successivo alla vacanza e quindi non può essere utilizzato, ma aveva colpito tutti per la profonda conoscenza dell'ufficio che aveva e soprattutto il candidato, quando a un certo punto ci fu la proposta, adesso non ricordo se fu nella prima fase o nella seconda fase, di Creazzo, del dottor Creazzo, procuratore di Firenze, siccome ormai sapevamo di quello che era avvenuto all'Hotel Champagne e siccome chi l'aveva proposto era il Presidente della Quinta Commissione che era stato a suo tempo anche lui all'Hotel Champagne, io gli avevo persino chiesto ma è una candidatura vera o è finta quella di Creazzo, perché per quel che era emerso poi avevo avuto un buon intuito, era una candidatura finta, nel senso che il vero candidato che sostenevano era Viola, come è emerso dalle intercettazioni. Stavamo parlando della pratica conclusa con le proposte di gennaio 2020. Sì. Bene. Io mi orientai per proporre Prestipino. Altri si orientarono diversamente. Quali Sì. furono i nomi che arrivarono al plenum? Se ricordo bene c'era Lovoi, ma non me lo ricordo, potrebbe essere di sì o di no. C'era E lui. poi non me lo ricordo. Lei si ricorda nella famosa riunione poco prima del plenum il dottor Ardita chi sostenne che intendeva votare? Non mi ricordo se voleva ancora Viola o voleva Creazzo, non me lo ricordo. Creazzo glielo dico io, guarda, poi l'abbiamo parlato Creazzo era da escludere per quella ragione lì. Andiamo che avevo detto. oltre, andiamo oltre. Voleva Creazzo, lei voleva Prestipino e avete discusso su questo punto. Poi l'abbiamo sentito 10 volte, avvocato, non dovete fare la domanda per ormai fatti notori, sono fatti notori. Sì, Presidente. Quindi, qual è la domanda adesso? La domanda che gli avevo fatto era sulla data di quella riunione e lui ha detto dobbiamo partire dall'inizio. Sì, adesso siamo arrivati alla fine. Quindi Qual è la data riunione? di questa riunione lei Non me la ricordo. È a febbraio, comunque sappiamo che a febbraio, primo... No. Come no? Tutti hanno detto a febbraio? Presidente, naturalmente ciascuno riferisce ciò che ricorda. Dopodiché ci possono essere dei dati documentali. Ah, benissimo, se ce l'ha il dato documentale? Allora, No, ce l'ha o non ce l'ha? Se ce l'ha lo spenda, così sappiamo così, è inutile che ci giochiamo intorno. infatti, Spenda il dato. sì. Lei ricevette notizia dalla signora Contrafatto che la dottoressa Pepe, il dottor Ardita e il dottor Pepe, il dottor Ardita e il dottor Di Matteo erano già presenti nella stanza in cui si sarebbe tenuta la riunione? Ma secondo lei, se non mi ricordo la data della riunione, mi posso Benissimo. ricordare un particolare No. di questo genere? Ok. No, non me lo ricordo. Mm. Mi ricordo che poi c'era la riunione, ma non certo... Vediamo la data, avvocato. Presidente, secondo un messaggio della dottoressa Contrafatto al dottor Davigo, la data è il 3 marzo. Bene, è possibile che sia il 3 marzo? Il plenum è il 4 marzo e quello è un fatto certo. Sì, allora vediamo se si ricorda, il plenum era il 4, si ricorda se questa riunione un po' agitata è venuta il giorno prima, può essere? Potrebbe essere, non lo so, non so la data, quindi non posso pronunciarmi, potrebbe essere. Il problema semplicemente è che avevamo instaurato, a parte il discorso di Matteo che era stato eletto come indipendente e quindi non faceva parte del gruppo consigliare di autonomia e indipendenza, era di riunirci prima per cercare, nei limiti ovviamente del possibile, di votare in modo unitario. Sì. Perché un gruppo che non vota in modo unitario di solito Non è si più un sfascia, gruppo, sì, non è più un non è gruppo. Ecco. E dopodiché ricordo che Ardita non voleva votare per Prestipino, senza avermene mai peraltro indicate almeno a mio giudizio, le vere ragioni, che non potevano essere quelle che allegava lui per quanto dirò tra poco. No, lo sappiamo, il procuratore di Torino, lo sappiamo, guarda, Sì, no? Ecco. basta. Che in realtà c'era il discorso che aveva votato a favore del procuratore di Torino benché non ci fosse quell'argomento formale. Certo, perché c'è l'articolo 32 Sì. del testo unico sulla dirigenza che prevede come indicatore speciale la conoscenza specifica della criminalità organizzata del luogo, che non ha niente a che vedere, come ha mostrato di credere il Consiglio di Stato, con la territorialità. Però guardi, andiamo oltre. No, c'è anche un'altra questione, che lì il concorrente della procuratrice aggiunta era
un procuratore non distrettuale, nel caso di specie il procuratore di Siena, che quanto a sostituti dell'ufficio ne aveva meno della DDA di Torino. Sì, però guardi, adesso cominciamo a parlare delle 1000 nomine del CSM e non finiamo più. Molti di noi avrebbero qualcosa da ridire, Sì. Però chiudiamo il discorso e atteniamoci a Creazzo e al Prestipino. Bene. Allora, il dottor Davigo vuole votare il Prestipino, ci ha spiegato. Il dottor Ardita invece vuole proporre Creazzo. Il dottor Davigo a questo punto dico, beh, tu vuoi uno, io voglio l'altro, mettiamoci d'accordo. Se non ci mettiamo d'accordo, amen. Ognuno andrà per la sua strada, autonomia e indipendenza, più indipendenza così che ognuno ha anche libero di fare le proprie scelte, come ci ha ricordato il dottor Di Matteo, che è proprio il fiore all'occhiello del vostro gruppo era quello dell'indipendenza di pensiero. Va bene. Allora, L'indipendenza non da se stessi però, Sì, quindi se uno ha accettato certe regole dovrebbe poi mantenerle. però vuole proporre un'altra persona. Perché non andava bene il dottor Creazzo? Poteva andare bene anche il dottor Creazzo. Meno male che non è stato nominato, visto quello che è Sì, accaduto dopo. lascio perdere. Perché aveva saltato 34 candidati nella nomina a procuratore di Firenze, quindi era un miracolato come procuratore di Firenze. Sì. Quindi secondo lei non aveva una qualità professionale adeguata a fare il A quella procuratore sì. Lo riteneva lei inadeguato. Ma a questo punto sa che noi siamo dei giudici, tutto quello che noi pensiamo è opinabile. Certo. Va bene? Tutto è opinabile quello che noi facciamo. E quindi può essere opinabile quello che ritiene un'altra persona, ma dobbiamo anche rispettare anche ciò che noi non condividiamo, o no? Certo. Per quale motivo lei non voleva accettare Creazzo? A parte questo da fare una lite L'ho così appena detto, no, furiosa. Creazzo, perché Creazzo era diventato procuratore di Firenze, suscitando appunto molte proteste, saltando 34 magistrati Perfetto, più quella è una titolati. questione di merito. Invece lì è venuto fuori una questione personale. Capito? Il merito è il merito, perché tutti dicono che lei si è arrabbiato, ha avuto una reazione e ha detto quelle famose parole: ma scusa, perché non lo voti, tu mi nascondi qualcosa. Certo. Sì. Perché c'era una ragione che mi sfuggiva. Ogni tanto avevo sentito parlare, sia da Ardita che da Di Matteo, di evitare la continuità. Io avevo cercato di capire cosa fosse questa continuità da evitare alla Procura di Roma. Per quel che ne ho capito io, perché non mi è mai stato detto espressamente, doveva essere la continuità fra Pignatone e Prestipino, che era procuratore aggiunto durante il periodo in cui Pignatone era procuratore della Repubblica. Ora, io non so niente delle vicende siciliane. Quello che so è che c'era stata con la nomina di Pignatone una certa discontinuità alla Procura di Roma rispetto agli anni precedenti, quando si parlava di Porto delle Nebbie. Sì. Bene o male, avranno pure escluso che era associazione mafiosa, ma hanno ritenuto che fosse associazione per delinquere l'operazione che avevano fatto denominata Mafia Capitale. E quindi mi sembrava, facevo fatica a capire cosa fosse questo problema della discontinuità, nessuno me l'ha mai spiegata bene. Beh, guardi, però, voglio dire, siccome era successo qualcosa di abbastanza, insomma, c'è un bel conflitto all'interno della Procura di Roma. Che riguardava Amara? Uno poteva dire, chiamiamo uno di fuori che comunque non ha nulla a che vedere con queste vicende, perché era una guerra un po' intestina, quindi poteva anche starci nel merito questo ragionamento. Ma che io sappia non riguardava in alcun modo Prestipino quella guerra interna. Che io sappia, semmai sì, però sa uno che lì dentro era Paolo Ielo e un altro aggiunto. Potrebbe far parte di una fazione. fazione. Comunque potrebbe far parte di una fazione, una persona che è lì, no? Se uno viene da fuori potrebbe essere libero da ogni tipo di vincolo con chiunque, o no? No, ci poteva stare, adesso voglio dire. Una sì, cosa... ma non mi è stata spiegata in questi termini sagaci in cui la sta spiegando lei. Sì, la ringrazio della sagaccia, ma c'era bisogno di arrabbiarsi tanto. Sì, perché era l'ennesima goccia che ha fatto traboccare il Ecco, perché allora? Lo spieghi. Perché ne ha fatte più di Bertoldo. Allora, cominciamo. Quella dello stadio non la conosco, l'abbiamo conosciuta, la so. Quella del biglietto allo stadio ce l'ha parlato anche la signora Contraffatto. Per inciso non ve l'ha detto neanche qui chi è andato allo stadio con tessera intestata a me, che sarebbe anche sostituzione di persona, a dirla tutta. Ma il problema è il seguente, cominciamo... No, non ha detto così, ha detto che lui è andato con la sua tessera, che la sua non è stata utilizzata. No, è stata utilizzata perché il giornale diceva che io ero allo stadio, quindi evidentemente hanno preso gli elenchi di quelli che sono entrati. L'hanno scambiato col dottor Ardita, sa che lei è una persona famosa, no, notizia no. fa. Quindi... Comunque non mi sembrava una cosa così rilevante, no? No.
è rilevante il fatto che io gliel'avevo dato dicendo che non la volevo, che lui aveva detto che l'avrebbe restituita, invece è venuto fuori qui che ce l'ha ancora adesso, ce l'aveva ancora fino a poco tempo fa. E soprattutto io mi ero arrabbiato da matti perché avevo letto sul giornale che io ero andato allo stadio. Vabbè, però non è un motivo per rompere un'amicizia questo. No, ma si cumulano man mano. Sì. La seconda ragione è la nomina del coordinatore nazionale. Sappiamo tutto. No, non la sapete prego, tutto sì, perché... Per cui aveva detto che non era inopportuno per questioni regionali, che erano tutti Sì, siciliani. ecco. E Ma invece poi, quello è arrivato con 50 pagine di discorso di di accettazione. accettazione. E, lei... E quando io chiedo conto ad Ardita, dico ma scusa, ma che segreto era? Perché non me lo potevi dire? E lui mi dice, ma perché pensavo te l'avesse detto Alessandro Pepe. Allora io vado da Alessandro Pepe e dico, ma scusate, ma perché non me l'hai detto? Tu mi hai detto che eri d'accordo con Ardita che non andava bene, mi ha detto, ma io posso immaginare che Ardita non te l'ha detto. Cioè, adesso va bene tutto, ma essere preso in giro in questo modo da questi due, un po' che facevano il gatto e la volpe... È un bizantinismo, insomma, di certi anche luoghi territoriali. Certi luoghi io io un po' non bizantini a volte, però... Fin da bambino mi hanno insegnato, sì, è il tuo dire sì, sì, no, no, il di più viene dal maligno. Aspetti, ripeta che mi è sfuggito. Questo è il Vangelo secondo Matteo, Presidente. Sì, no, sì. È il Vangelo secondo Matteo. Se vuoi Allora, pure- Però scusi, adesso lei è lombardo, Sì. no? A volte bisogna anche conoscere così, usi e costumi anche di altri luoghi, no? O no? Presidente, la E quando si Procura di convive- Milano aveva l'uomo forte che Sì. era il più siciliano di tutti. Sì. Lasciamo perdere. Perché quando si convive con gli altri bisogna anche capire anche che ci sono anche usi e costumi diversi, o no? Ma non dire una cosa, cioè che segreto c'era? Perché non me lo dovevano dire? Però, voglio dire, Ok. è una cosa veniale o una cosa mortale? No, una cosa seria. mortale come Ma, insomma, era la continuità, San Matteo. questa sì, era la continuità della vita del gruppo, sapere chi era il coordinatore nazionale. Tra Ma l'altro, questi fatti erano avvenuti prima di quella riunione certo, per il voto del e procuratore di infatti Roma. si sono cumulati. Poi c'è stata la storia del panico di Ardita quando emerge la vicenda del champagne. Sì. Lui qui ha raccontato che era perché il gruppo prendeva, non poteva saperlo perché non erano ancora entrati gli altri, quindi il gruppo non era ancora diventato di 4 persone, 5 contando Di Matteo. Poi lo dico io, contatti con il dottor Lepre, che lei riteneva fuori, ma visto che era il presidente della Quinta, il dottor Lepre, no, era stato lui. era quello dell'Emilia Romagna, adesso non mi ricordo più, l'ho detto Comunque- prima il nome. Comunque non mi interessa, c'è anche la gli faccio il riassunto di quello, Sì. sennò poi continuano a dire sempre le stesse cose. Sì. C'è il problema con il dottor Lepre che lei riteneva che fosse poco opportuno. Sì, perché Questo non è punto. stato, ciao mi dispiace, è stato che si è chiuso per ore, per un paio di giorni, forse 3, nella sua stanza, chissà cosa si dovevano dire. Sì. Oltretutto ho saputo, e i miei difensori produrranno gli atti appena ci arrivano, da Perugia, che il dottor Fava ha dichiarato a Perugia che il dottor Ardita gli aveva confidato che intendeva dimettersi dal Consiglio Superiore, quindi la stessa cosa che aveva detto a me. Non so esattamente come l'ha motivata col dottor Fava, quando arriveranno i verbali li produrremo, quantomeno se ci fossero opposizioni all'acquisizione ai fini dell'utilizzo dei poteri d'ufficio del Tribunale di acquisire prove. Ma soprattutto c'era la questione che, sempre secondo le dichiarazioni di Fava a Perugia, Ardita, che era in prima commissione dove si trattava l'esposto di Fava, chiamava l'utenza di ufficio del dottor Amelio, che andava a chiamare Fava, e Ardita parlava con Fava in questo modo. Quando avremo i verbali sapremo di che cosa parlavano. Se parlavano dell'esposto, a me sembra una violazione deontologica grave, perché sarebbe come se voi vi metteste a parlare con un denunciante facendovi raccontare i particolari fuori dall'aula di udienza. Certo, quello è un organo amministrativo, non giudiziario, ma comunque è una cosa molto sconveniente. Ma scusi, lei adesso ricordo cose che ci sono dette in questo processo. Che fosse interesse di qualcuno, cioè il dottor Ardita, di provocare l'audizione del dottor Fava all'interno del CSM per mettere in difficoltà il dottor Ielo? Lei questo Non lo lo so, pensava? io so soltanto che quando Ardita mette in movimento l'esposto contro Pignatone, che però di per sé non aveva senso, posto che Pignatone era andato o stava per andare in pensione, quindi non si poteva fare niente in prima commissione che riguardasse Pignatone. C'è una intercettazione col Troia, quindi non mi ricordo se tra presenti o telefonica, in cui i due dialoganti non l'abbiamo prodotta perché è sub iudice, perché la Corte
c'è stato sollevato conflitto di attribuzione dalla sezione disciplinare col Parlamento perché la Camera ha dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni di Ferri, nei confronti di Ferri, dicendo che era il bersaglio e quindi non è un'intercettazione indiretta. Ma sostanzialmente in questa intercettazione si dice che Ardita è un talebano perché, ne ho inerito io, loro non volevano che questo esposto venisse approfondito, perché se si approfondiva probabilmente si sgonfiava. E allora dicono così. Tra l'altro io ho usato... perché non avevano interesse per altro motivo. Sì. O forse perché non avevano interesse per altro motivo. Perché lo cita questo fatto, lo cita la parte civile. Peraltro io... non è notizia da intercettazioni, uscì la notizia su tutti i giornali. Per far vedere che niente che aveva a fare con i fatti dello champagne, proprio cita Ardita il fatto che venga definito un talebano. Esatto. Quindi... era pericoloso perché voleva mandare avanti vuole rispondere gli accertamenti sull'esposto. No, questa è l'Anza che questa è l'Anza che le inviò la signora Contraffatto al suo numero. Sì, va bene, comunque io usai tra l'altro quella intercettazione per tranquillizzare che era venuto Paolo Iero a parlarmi visibilmente furioso, e io gli dissi guarda, io sono convinto che Ardita non c'entri niente, e gli dissi c'è un'intercettazione, appunto erano già state pubblicate, che dice così, quindi lui mi ricordo che se ne andò e poi mi disse comunque di tutti quelli che siete qui sei l'unico di cui mi fido. E per essere chiari, io conosco da una vita Paolo Iero come magistrato assolutamente integerrimo. Paolo Iero è una persona per bene, e quindi che si fosse tentato di impallinarlo io lo trovavo una cosa abominevole. Anche perché, per come me l'ha raccontata Paolo Iero, poi non so, ovviamente non ho mai avuto modo di esaminare quelle pratiche, non sono mai stato in prima commissione, la vicenda può essere così sintetizzata. Fava gli avrebbe rappresentato una situazione che riguardava il fratello di Paolo Iero, che avrebbe, o meglio, non lui, ma lo studio di cui avrebbe ricevuto del denaro, peraltro somma esigua rispetto alle straordinarie parcelle che paga Leni, dall'Eni, e Paolo Iero avrebbe detto mi astengo. Sempre a dire di Iero, e il dottor Fava avrebbe detto no, non astenerti, perché tanto facciamo lo stralcio, lo assegniamo solo a me e quindi poi non c'è problema di astensione. Dopodiché, se ho capito bene, nell'esposto si dice che Paolo Iero non si è astenuto. A me una roba così sembra calunnia reale. Bene. Sì. Allora senta, posso prendere in mano io così? No, Presidente, il punto che io vorrei affrontare è quella riunione. Sì. No, è lì che voglio arrivare io. La domanda gliel'ho fatta sulla riunione, lui ha voluto raccontare presunte premesse. Allora andiamo avanti, abbiamo fatto la domanda su Prestipino. Finché lei avrebbe detto in quella riunione, così andiamo avanti, tu hai qualcosa da nascondere. Certo. Che cosa aveva da nascondere? Ce lo dica, che questa frase, hai capito? Abbiamo la spada di Damocle. Certo. Perché molti hanno ritenuto che lei sapesse già prima i fatti di Ungheria. Per quello ho chiesto se aveva la copia dell'email del 7 aprile. È venuto, guardi, il dottor Di Matteo, che lei ha sentito il 15 novembre era qua e ci ha detto che secondo lui lei era già a conoscenza dei fatti alla loggia Ungheria già da prima. E invece no, ecco. Se no avrei fatto prima quello che ho fatto dopo. Benissimo. Allora senta, che cosa aveva da nascondere? Perché pare che poi il dottor Ardita abbia detto dimmelo davanti a tutti, dimmelo. Secondo me, e lei ha detto no, te lo dico in privato. Che cosa voleva dire? Secondo me aveva appunto rapporti con Ferri, lui qui ha detto che non parla con Ferri dal 2013, o con Palamara o non so con chi. Con Palamara. Cioè lei presentava il libro a Palamara e i rapporti ce l'aveva Ardita? Io ho presentato il libro con Palamara perché non sapevo che ci sarebbe stato Palamara, se no non sarei andato. No, basta. Sì, Presidente. L'ha già chiarito nella spontanea dichiarazione. Ci vuole provocare l'imputato, adesso poi lo fa anche rispondere meglio se lo provoca, per carità. Allora, no, quella frase lì, allora ce lo spieghi. Tu ci nascondi qualcosa, Dio, certo, cosa ci nascondi? La mia opinione è che lui avesse mantenuto dei contatti a me non noti con quelli di magistratura indipendente. Questo spiegherebbe il rapporto con l'EPRE, spiegherebbe le loro frasi nelle intercettazioni e altre cose di questo genere. Perché a un certo punto Ferri dice questa frase che mi lasciò a bocca aperta. Quale? Ardita è molto intelligente, vuole riprendersi il gruppo. Per il contesto della frase non poteva che essere MI il riprendersi il gruppo, magistratura indipendente, sì, e quindi da cui eravamo usciti.
I militari lo chiamerebbero alto tradimento. Sì, fucilazione. E scusi, però non è una cosa, perché non gliel'ha detto davanti a tutti? Anzi, no, davanti al gruppo dico guarda che tu perché hai non ne detto... avevo ancora le prove sufficienti. Te lo dico in privato, poi gliel'ha detto in privato? No. Ma perché scusi, no? Perché Dopo poi abbiamo litigato e non gli ho parlato più. Ma è un motivo per rompere così i rapporti? Anche, scusi, ma Allora, abbiamo lei che è un fatto- personaggio istituzionale, scusi, allora, non c'è un dovere istituzionale di mantenere i rapporti a livello istituzionale Sì. con tutti senza far prevalere le questioni personali? No, non è sono così nei personali nostri queste, uffici. sono questioni istituzionali. Cioè, se noi Allora, guardi, facessimo valere le questioni personali qua dentro, non ne vorrebbe più nessuno. Certo. Va bene, si va oltre e si dice no, io ho il dovere di mantenere i rapporti istituzionali, o no? noi abbiamo fatto una scissione, da qui devo prenderla alla lontana perché sennò non si capisce. No, guardi, la prego, no. E vabbè, allora ne rinunciate a capire. Se No, volete la capire, lontana ve la no, devo però la raccontare. lontana ci spaventa, allora prenda un po' Dalla più da lontana vicino. temporalmente, ma non come un po' più da esposizione. vicino, sì. Io ho militato in magistratura indipendente sostanzialmente dal 1979, credo, Sì. di aver aderito, fino a quando abbiamo fatto la scissione, che non mi ricordo più quando è perché Perché? è fatto più recente, me lo Sì. dimentico. Allora, E non è neanche molto coinvolto. sono stato anche 2 volte nel comitato direttivo centrale per conto della NM per conto di magistratura indipendente. Avevo un ottimo rapporto con il padre di Cosimo Ferri, Enrico Ferri, quello che poi diventò ministro. Lo conosciamo. Ecco, allora ciò che caratterizzava magistratura indipendente, Tremoli, c'è una parola. ciò che caratterizzava magistratura indipendente era di predicare la lontananza dalla politica. Se non che poi cosa accade? Che Enrico Ferri, con cui io avevo un ottimo rapporto da ministro dei lavori pubblici, ha dormito a casa mia su una brandina. Quando il ministro dei lavori pubblici viene a Milano, gli prenotano l'associazione costruttori, l'albergo più lussuoso che c'è in città. Quindi era una persona, secondo me per bene, che dormiva su una brandina invece di farsi foraggiare dalle imprese. Allora, quando lui si candidò prima nella Democrazia Cristiana, poi nel Partito Socialdemocratico, perché fece un po' di cose, Tutto, sì. fu avviato un procedimento disciplinare all'interno del gruppo per espellerlo. Lui si dimise e io ne presi le difese dicendo al nemico che fugge ponti d'oro. Certo, ha fatto una cosa che non doveva fare, candidarsi, ma se ne va. Quindi avevo un rapporto anche qui. Quando il figlio, molti anni dopo, diventa sottosegretario, c'è stato un fiorire di congratulazioni sulle mailing list. Io sono rimasto stupito, dico ma come è cambiato il DNA di questo gruppo che voleva stare lontano dalla politica, adesso applaude al suo segretario che diventa sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia. E cominciai a prendere le distanze. Poi Marcello Maddalena, che conosco da una vita e che stimo, con cui abbiamo lavorato per 1001 vicende, mi disse ti devi candidare alla presidenza di EMEI. E io gli dissi ma non ci penso neanche. Dice no, ma tanto non ti eleggono. Dico, allora perché mi devo candidare? Dice no, per far vedere che non ti eleggono, perché così i colleghi che non leggono le email capiscono che c'è qualcosa che non va nel gruppo, perché siccome tu non hai mai avuto problemi con nessuno qui dentro, se non ti vogliono come presidente, infatti non mi vollero come presidente, perché tirarono fuori una curiosa storia che era l'idea del presidente che doveva essere vicino nel senso di prossimità. Io avevo capito solo che c'era la polizia di prossimità, il poliziotto di quartiere, che ci fosse il magistrato di prossimità, dice sai tu sei a Cassazione, troppo sei lontano dalla base, ti considerano irraggiungibile, eccetera, mentre l'altra che facciamo presidente è più... Vabbè, allora io dissi che a quel punto se non c'era unanimità, posto che la mia candidatura aveva lo scopo di ricucire lo strappo che c'era tra maggioranza e opposizione, dissi a questo punto ritiro io la mia candidatura, perché non c'è bisogno di votare, la ritiro io. Però siccome mi è stato detto, non che io non vado bene o che quello che dico non vado bene, ma che la mia candidatura reca le firme anche della minoranza e che quindi non posso fare il presidente per questo motivo, oltre per quella scienza della prossimità, dico ma che idea avete adesso del dialogo in questo gruppo? Se la candidatura è contaminata dalle firme della minoranza non si può votare. E allora quando ci fece un'altra citazione evangelica, quando entrate in una casa annunciate la vostra pace, se vi accolgono la vostra pace scenderà su di loro, se non vi accolgono scuotete anche la polvere dei vostri sandali e la vostra pace ritornerà su di voi. E feci la scissione, ce lo uscì, solo che mi seguirono 16 segretari distrettuali, quindi la maggioranza dei distretti.
e questo creò un problema. Alle successive elezioni per la NM io fui eletto presidente dell'ANM dal CDC, non dalla base, ma perché ero il più votato dei consiglieri, e al Consiglio Superiore della Magistratura fui eletto con 2500 e rotti voti, mi pare 2522, con 4 candidati, quindi non era un'elezione finta, 4 candidati per 2 posti. A vita ne ha presi 1100, credo, per 4 candidati per 4 posti. Cioè che non sono pochissimi. Non sono pochissimi, ma era un'elezione sicura. Sì. Comunque era meno della metà di quello che avevo preso io. Questo chiariva anche perché il capogruppo al Consiglio ero io, Sì. il capo del gruppo consigliare. Quando dico sei fuori dal gruppo, se fai una cosa così sulla nomina più importante, sei fuori dal gruppo consigliare di ANI, perché non voti di AEI, perché non voti come gli altri. Questa è una questione, tutta lì. Scusi, mi sfugge l'indipendenza? Cioè, non... Autonomia e indipendenza era l'indipendenza dalla politica e dal non ricevere input esterni, ma il gruppo consigliare doveva avere una certa doveva essere una falange macedone. Non una falange macedone necessariamente, ma una certa omogeneità, sì. Senta, ma voglio dire, l'altro giorno diceva un test, mi faccio ricordare chi, Alessandro Pepe, diceva, beh, è una cosa senza senso, perché uno non poteva dire a un altro sei fuori dal gruppo, cioè lei non poteva licenziare una persona dal gruppo. Era una constatazione, non era un licenziamento, era una constatazione. Una constatazione, non sono tu le indicazioni del gruppo, gli altri 3 votano in un altro modo, tu in modo diverso. Di solito, insomma, se uno non ha un potere dispositivo vuol dire che quantomeno l'altra persona deve essere d'accordo. Allora, il gruppo consigliare non ha una struttura formale, quindi non è che si può espellerne uno, però è la constatazione che non fa più parte del gruppo, è evidente. Io non parlerò mai più in tuo nome, come a te non sarà consentito di parlare in mio nome, perché faccio un'egressione per chiarire questa cosa qui dei gruppi che è importante. C'è stata tutta questa storia del sorteggio sì, dei candidati. Conosciamo anche quella, la conosciamo. Ma non sapete una cosa, il carico di lavoro del Consiglio è tale che non è possibile affrontarlo singolarmente. Senza divisione del lavoro non è possibile. Ogni ordine del giorno oscilla tra le 800 e le 1000 pagine di plenum. Quindi è già faticoso leggere quello. Se poi uno deve leggere anche le pratiche sottese all'ordine del giorno è impossibile. Allora è chiaro che bisogna dividerlo, ma il lavoro si può dividere se più o meno sui principi generali la pensiamo tutti nello stesso modo. Per cui se per esempio abbiamo la stessa visione dei fuoriruolo, se per esempio abbiamo la stessa visione dei criteri di scelta dei magistrati che vanno in Cassazione, allora si può dividere il lavoro, altrimenti no. Benissimo. Al momento in cui io non mi fido più, vuol dirsi fuori dal gruppo, nel senso è una constatazione, non mi posso più fidare di Allora, senta, però torniamo a quello che interessa. Qui dopo lei ci ha spiegato che non ha niente a che vedere con la Losungheria, con l'appartenenza massonica. Certo. Però lei, non lo sapevo lui ancora. dice ardita, dice guarda io mi sono sentito isolato, poi venga a scoprire che giravano i verbali e che il consigliere Davigo consigliava a tutti di starmi lontano. Non è vero, tanto non giravano i verbali, per cominciare. Beh, giravano nel senso che... No, lo sapevano 4 persone, punto, che potevano saperlo, e nessuno di questi, tranne Giuseppe Marra, quando gliel'ho dati io l'ultimo giorno in cui sono stato al Consiglio, li aveva. Sì. Quindi Lei li ha consegnati al dottor Cascini? No, credo che abbia preso visione nel mio ufficio, se ricordo bene. Sa che la dottoressa Sì, Contraffatto ha dichiarato cosa diversa? No, non lo so cosa ha dichiarato la dottoressa Contraffatto. Sì, quindi però no, ci no. interessa relativamente. No, rispetto alla sua prospettazione. Quindi, poi lei comunque fa un po' terra bruciata intorno al dottor Ardita, No. anche per la questione della loggia massonica. No, ho detto Stai attento, semplicemente... mi raccomando, guarda che c'è una cosa certo. grave che lo riguarda. L'ho detto, questo l'ho detto ad Alessandro Pepe, ho detto stai attento perché poi oltretutto quello alla Procura Generale domani si trova a fare un procedimento disciplinare, si deve astenere se io gli do dei dettagli, quindi oppure se lui frequenta troppo quello che potrebbe essere incolpato. Perché torno a ripetere, può non essere reato, la legge Anselmi non è di semplicissima applicazione, anzi secondo quanto mi ha detto un magistrato avrebbe appreso sempre da quel gran maestro che l'hanno scritta loro perché non fosse concretamente applicabile. Ma comunque, al di là di questo, è comunque un illecito disciplinare per i magistrati. Ai magistrati è vietato appartenere alla massoneria. Sì, scusi un attimo, lei non aveva certezza che apparteneva. No, non lo so, però dico, siccome c'è questa voce, sta attento.
come si diceva ai tempi di Ginevra, sta attento. Ma noi non abbiamo come principio, insomma, che ci guida quello della colpevolezza solo dopo la sentenza definitiva. Sì, per gli esterni. All'interno abbiamo anche sempre detto che il magistrato deve essere come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto, non solo innocente. La moglie di Cesare. La moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni sospetto. Sì, quale Cesare? Augusto o Cesare? Giulio? Giulio. Quindi aveva la moglie, prendo oggi aveva la moglie Giulio Cesare. Certo che aveva una moglie. Sapevo altre cose. Posso? Dica, sì. Sì. Senta, c'è una cosa che non capisco. Creazzo era di Unicost. Sì. MI votò Lo Voi, è corretto? Sì. Bene. Mi spiega perché lei dice ad Ardita che vuole che vuole votare Creazzo? Tu mi nascondi qualcosa e il qualcosa era che lui si voleva prendere MI. Sì, perché io ero convinto che la candidatura di Creazzo fosse una candidatura finta. L'avevo detto anche in commissione, l'avevo detto al Presidente della Commissione, Morlini, si chiamava il Presidente della Commissione, adesso mi è venuto in mente. E lui, con molto imbarazzo, però mi disse no, è una candidatura vera. Infatti poi non l'ha votato nessuno, ma comunque. Non era seriamente spendibile, cioè parliamo della procura più importante del paese, non di una procura qualsiasi. Poi chi è stato votato, giusto per È stato votato Prestipino, poi il TAR e il Consiglio di Stato hanno annullato, ignorando l'articolo 32 del testo unico sulla dirigenza. E poi? E poi lo vuoi. Poi lo vuoi. Il Consiglio di Stato non ha annullato più, anzi il TAR. Beh, poi dopo sa che CSM poi non sempre tiene conto delle indicazioni del Consiglio di Stato. Sì, anche se non sempre l'ha fatto. Domanda? Sì. Lei queste difficoltà sul voto del procuratore di Roma e sulla posizione del dottor Ardita e del dottor Di Matteo ne ha fatto confidenza alla signora Contrafatto? No, non credo, no. Comunque non ricordo. No. Non parlavo di queste cose con la Contrafatto. Lei ha introdotto qui in sue precedenti dichiarazioni spontanee un nome che era sconosciuto almeno a me, la dottoressa Plastina. Sì. Lei ha coinvolto la dottoressa Plastina in queste dinamiche? No, però mi stupì l'atteggiamento di Ardita, perché una volta che la dottoressa Plastina venne al Consiglio per fatti suoi e passò dal corridoio del plenum affacciandosi per salutarmi, uscì un attimo, Ardita, in preda ad ansia, venne poi da me a dirmi cosa voleva la Plastina, voleva salutarmi. No, perché sai, quella parla con Ielo. Cioè, io rimasi colpito, e ovviamente collegai alla vicenda dell'Esposto Fava. Chiara, semplice. Poi avremo dei documenti. Sì. Senta, al momento in cui allora, lei fu sentito il 19 ottobre del 2020 come persona informata sui fatti dal procuratore Cantone. Sì. Su richiesta dei difensori di Palamara. Sì. Perché mi ero rifiutato di presentarmi alle indagini difensive. Bene. Nell'occasione rispose alle domande del procuratore Cantone, è corretto? Risposi alle domande che mi vennero fatte, tranne a una su cui opposi il segreto d'ufficio. Ecco. Su cosa oppose il segreto d'ufficio al procuratore? Che C'è un segreto, avvocato, questo non si può dire. No, Presidente, era segreto, ove mai era segreto, visto può rispondere. Ove mai fosse stato segreto. Esatto. Può rispondere a questa domanda? Sì, posso rispondere, perché mi chiesero se poi avevo parlato con Ardita di queste cose e io dissi no, perché poi con Ardita ho smesso di parlare, ma anche successivamente poi non avete più parlato. No, è perché, adesso ricordo a memoria, doveva essere più o meno così. Su questo c'è il segreto d'ufficio, punto. Sì. E qual era? Era Ungheria. Ungheria. Sì.
Ma a quella data lei ne aveva parlato a Morra, a Cascini, a Marra, a Gigliotti? Tutte persone che a Fermata? potevano venire a conoscenza del segreto. Ah, I difensori di Palamara no. ok. Beh, questo mi sembra abbastanza ovvio. Sulla seconda parte forse, sulla prima, No, ovvio che non ne parlassero i difensori di Palamara. dopo averne parlato, Con persone legittimate a sapere. Legittimate a parlarne. secondo l'imputato Sì, naturalmente. ma certo, secondo Certo, l'imputato. non secondo lei, ma secondo me sì. Altre domande, avvocato, Sì, che sì, siamo un Presidente. po'... Guardi, i signori sostituti mi sembra che siano un po' provati. No, così. Senza lei, No, noi stessi un po', insomma, la seguiamo con grande attenzione, però... Presidente, l'avevo già fatta a quest'ora la Sì. domanda. Sì, però quante ne ha ancora, avvocato? Giusto per... Poche. Poche, benissimo. La prendiamo sulle parole. Quindi qual era la domanda che avrebbe già fatto? Lei è mai stato a cena a casa del dottor Sergio Santoro? Sì, 2 volte. 2 volte. Spontanee dichiarazioni ha già risposto a questa domanda. Sì, però Dopo che era stato archiviato e prima di sapere di Ungheria. Poi ho ricevuto altri inviti ma non li ho più accettati, ho trovato pretesti per non andare Sì. quando ho saputo di Questo l'ha Ungheria. già detto. sì. No. No, Santoro ha dichiarato 9 o 10 settembre 2020. Non sa. Poi ha ritrattato. come Non interloquiamo. Non è stato Santoro, ma è stato... No, Severini ha detto dopo molti mesi. Dopo molti, Il mesi secondo non ha, incontro. molti mesi non ha saputo precisare. E Santoro comunque è stato nel dubbio. Alla fine No, messo un po' ha alle detto, strette. ha detto che dopo aver controllato su Abbiamo i Google verbali. Calendar Abbiamo i ha verbali indicato dove il c'è 9 o scritto. il 10 settembre. A lui ha risposto, ha detto che lui ha partecipato a queste cene prima di sapere di Ungheria. E questa è la E avremmo spiegazione. E una... ora io gli Ci chiedo, sarebbe anche una mail che spiegherebbe anche grosso modo che cosa come ci l'ho sarebbe letta non avvenuto. dice nulla, No, fa riferimento a una vicenda attuale in quel momento. ma non fa riferimento al dottor Sì. Santoro. No, No. al Consiglio di Stato fa riferimento. Chi eravate? Allora, questa è una domanda difficile perché c'erano sicuramente Severini e Santoro, ovviamente c'ero io, c'era la moglie, credo, del presidente Santoro, Che ha cucinato, Che era la sappiamo. padrona di casa. Sì, Che era sappiamo che ha casa, cucinato. c'era- Infatti dovevamo chiamare lei come tester. c'era la dottoressa Ciaffone e a me pare alla seconda, però qualcuno dice la prima, mi pare Severini, c'era anche il procuratore nazionale antimafia. Caffiero De Dell'epoca. Rao. E tutte le persone convenute lì eravate interessati, o meglio, di lei si riteneva potesse essere interessato, poi lei ha già spiegato. Non eravate tutti interessati Loro alla erano vicenda? interessati, io ho detto più volte Mm. che perché bisogna No, ricoprire guardi, il però quadro posso dire, esteriore. guardi avvocato, sa che non mi spiace poi intervenire, ecco, va bene, però questa cosa è stata spiegata a fondo, poi gliela riassumo io, e l'ha detto anche lui nelle spontanee dichiarazioni, cioè quella cena era, si parlava di leggi, di modifiche normative per riportare a 72 anni l'amputazione, cito testualmente, appunto, del periodo appunto, di anzianità, di pensionamento. Tutti hanno detto che il dottor Davigo non era interessato perché riteneva dal suo punto di vista che comunque avesse diritto a permanere al CSM in base appunto ad altre norme. Ce l'hanno detto tutto così. Sì, Presidente. Ci sarebbe stato interessante sentire la moglie del dottor Santoro, perché io ho fatto una domanda a seconda del cibo che aveva cucinato, capire la stagione. Sì, Presidente. Lei si ricorda cosa avete mangiato? No, però mi ricordo che era inverno. Si ricorda che era inverno. Ha capito? Perché i cappelletti in brodo a Parma non si mangiano ad agosto. Sì. E neanche i bolliti, il carrello dei bolliti, perché sennò sarebbero problemi di altro tipo. E si mangiano cibi più leggeri, avere cibi freddi, ha capito? Quindi la signora poteva dirci esattamente quando era stato collocato. Presidente, siccome la data è importante, noi abbiamo già un'indicazione testimoniale e naturalmente Sì, ma l'imputato lui può dice dire che quello era vuole. sicuramente L'imputato dice d'inverno. quello Lei si ricorda se era gennaio? Adesso, a parte- Gennaio. Gennaio. Lui dice che era gennaio. Lui dice che era gennaio. La seconda. La domanda è, lei sarebbe andato a cena, lei poi ha saputo che il dottor Santoro era in quell'elenco? Ha letto di- il nome del L'ho soggetto. saputo quando Sì. Sorari mi ha dato quegli elenchi. Quando poi l'ha saputo? È stato Non invitato sono stato invitato ma non sono più andato a cena. con delle scuse? Con delle scuse. Tipo?
Tipo sono stanco, un impegno, Sì, non vabbè, sto bene, scusa, quelle cose lì. sì, qui non c'è più andato. Sì, sì. Vabbè, guardi, faccio io riassunto. Tra Però l'altro questo era fatto così- l'abbiamo approfondito, avvocato, proprio in base a domande che avevamo fatto anch'io abbastanza approfondite. La vicenda delle cene potremmo accantonarle, poi se lei ha dei dati documentali ce li farà avere. No, le basta il dato testimoniale. L'ultima cosa, quando ha riferito la questione al dottor Marra, Questo, la data non me la ricordo, ovviamente quando era già in consiglio, nello stesso... lei ha ricordo che il dottor Marra per qualche tempo non poté venire per dei suoi problemi personali? Non me lo ricordo, però mi ricordo di averglielo detto quando lui è venuto al Consiglio Superiore. Prima forse gli avevo fatto qualche cenno che gli dovevo dire qualcosa di importante, ma niente di più telefonicamente. Sì. Ma lei ha sentito la deposizione del dottor Marra? Sì, ma non me la ricordo. Il dottor Marra dice di essere tornato al CSM a giugno, Sì, evidentemente gli avevo detto a giugno allora. quando lei aveva già avuto notizia che era stato iscritto il procedimento a Milano sulla loggia Ungheria. E quindi confidavo che prima o poi arrivasse una formale comunicazione al Consiglio Superiore. E quindi qual è il motivo per cui la disse a giugno al dottor Marra? Perché siccome non mi parlavo con Ardita e anche Marra, come prima Ilaria Pepe, dice ma possibile che non riusciamo a sistemare questa cosa? E io gli dissi no, guarda, c'è questo problema e quindi non si può. A Marra i verbali li lasciò lei di sua iniziativa o fu Marra che glieli chiese? No, glieli diedi io di mia iniziativa perché dopo avergli annunciato che sarei andato via e che nel caso il comitato di presidenza avesse avuto bisogno di quei verbali, li lasciavo a lui. Dopodiché, Scusi, ma lei non li aveva già dati ad Ermini? Cioè, non Sì, c'era ma che gente. sapevo cosa ne avesse fatto Ermini. E vabbè, ma non poteva sapere neanche che cosa ne avrebbe fatto Marra? A Marra gli ho dati come lascito testamentario, se te li chiedessero sono questi, Ma lei già li aveva dati al... ma non sapevo cosa ne avesse fatto Ermini. Ah, Beh, scusi, non sapeva neanche però cosa non ne aveva fatto. Esatto, quindi Eh. per cautela, Però l'aveva dati al vicepresidente del CSM, Componente del del comitato. comitato. per cautela invece di buttarli via, li ho lasciati a Marra. Se te li chiedono, poi ho scoperto che da quello che ha detto Marra li ha buttati via lui. Sì, Ma sì. io francamente queste cose qui di buttare via le cose non le capisco. Beh, guardi, io le capisco Sì. solo in un caso, che sono stati buttati via quando è venuto fuori la storia del contraffatto. Allora lì lo capisco, prima faccio fatica a comprenderlo Infatti. anch'io. Ecco. Allora, Ma anche altre cose, insomma, anche su cose che spariscono, eccetera, evidentemente c'è stato un momento dove qualcuno si è cautelato. dopo 2 o 3 giorni che gli avevo detto, forse di più, perché c'è di mezzo un fine settimana, non veniva a prenderli, io credo l'ultimo giorno in cui ero al consiglio, sono andato nella sua stanza, mi sono fatto aprire dalla sua segretaria, li ho appoggiati in una cartellina sul suo tavolo, ho fatto richiudere alla segretaria e poi gli ho detto, credo telefonicamente, ti ho lasciato quelle cose sul tavolo. Dopodiché ignoro il resto. ma poi il dottor Marra venne a trovarla a Milano quando uscì la notizia del Sì. contraffatto? Sì, e mi venne a dire che era probabile che fosse stata la contraffatto a divulgarli. Io rimasi colpito perché non mi sembrava, e dopodiché però dissi, beh, se è stata lei ne risponderà. Lei con la signora contraffatto fino a quando ha tenuto rapporti? I rapporti, se parliamo di messaggi di email, ho detto prima che mi rimandava tutte le mattine la rassegna stampa del CSM, anche se io avevo ancora accesso, fino a quando non fu perquisita, in quel momento non li ha più, e quindi non ha più mandato né email né... Sì, e il mio riferimento non era all'invio della rassegna stampa. Non credo di averne avuti altri, o perlomeno non lo ricordo. La signora contraffatto ha dichiarato che fu lei, la signora contraffatto, a consegnare le chiavi della casa che aveva... Ah sì, questo è vero, perché siccome non c'era il mio locatore, cioè quello che mi aveva affittata, e avevo chiesto alla signora contraffatto se poteva dare le chiavi, ma questo quando ero ancora a Roma, quindi le avevo lasciate
prima. Sì. Lei ha anche dichiarato, e sa che la cosa ha fatto un po' alterare la signora Contrafatto, che negli ultimi tempi l'aveva vista un po' sopra le righe, questa testualmente. A cavallo della mia dipartita dal Consiglio Superiore, Sì. perché quando peraltro sono stato io a spargere la notizia che sarei andato via, quando glielo dissi lei ci rimase proprio male e io lo venni a sapere formalmente, perché fino a poco tempo prima, l'ho anche già detto nelle dichiarazioni spontanee, il vicepresidente in una cena, sappiamo tutto. sapete tutto, ecco. Allora venne da me, vennero lo stesso giorno ma separatamente, se ricordo bene il venerdì antecedente il mio compleanno, che cadeva di martedì. Io tra l'altro il lunedì 19, questo avete ricordato prima, ero a Perugia a fare il testimone, la persona informata sui fatti, e vennero sia il procuratore generale sia Curzio separatamente a dirmi tutti e due più o meno le stesse cose, con qualche particolare in più da parte di Salvi. Salvi mi disse che avrebbe votato per la mia cessazione, io gli dissi, cosa che poi dissi anche a Curzio, che parto dal presupposto che chi svolge pubbliche funzioni, specie a quei livelli, agisce secondo scienza e coscienza, e quindi se loro in buona fede erano convinti di quello che facevano, nulla sarebbe cambiato sul piano dei rapporti personali. Dopodiché Salvi però spostò il discorso su Mancinetti, forse perché era all'evidenza in imbarazzo nel parlare con me di questa cosa, e io gli dissi che non mi pronunciavo sulla vicenda, mi disse che avevano ottenuto le dimissioni di Mancinetti senza bisogno di tirar fuori la vicenda del figlio. Io dissi che non mi pronunciavo sulla vicenda del figlio perché non avendo figli non so come mi sarei trovato. Mancinetti aveva detto che questo suo figlio aveva dei problemi di salute seri e che questa era la ragione per cui aveva contattato i rettori per sapere se c'erano presidi sanitari. E dico però, se mai fosse vero che ha aderito a una loggia massonica, beh qui è chiaro che il mio atteggiamento cambia, perché tu magistrato hai giurato fedeltà alla Repubblica, sai che non lo puoi fare, non lo devi fare, punto. E Salvi mi disse una cosa che mi agghiacciò, perché mi disse: ma sai, lì c'è anche gente per bene, quello che qui ha detto di avermi detto quando io l'ho informato, no, non me l'ha detto allora, me l'ha detto quando è venuto a dirmi che avrebbe votato per la mia decadenza. Io rimasi di sasso perché pensai: ma tu come fai a saperlo? Ma tu che ne sai? Visto che non c'era stato ancora una informativa, un procedimento al di là di quello che sapevo io, che gli avevo trasmesso. Dopodiché però mi autotranquillizzai dicendo: forse ho percepito male, perché primo ho pensato che si riferisse a Opco, che era la proiezione esterna, dove certo che lì c'era anche gente per bene, erano comunque estranei a questa vicenda. Secondo, perché ho pensato che avesse saputo qualcosa parlando con Greco, con Perugia, che io non sapevo. Terzo, e questa era poi la questione che mi ha tranquillizzato definitivamente, il dottor Salvi, prima di essere procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, era stato procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, e il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma autorizza le intercettazioni dei servizi. E tra l'altro non è che chiede al giudice l'autorizzazione, le autorizza lui e autorizza anche le proroghe, quindi viene a conoscenza delle intercettazioni precedenti per autorizzare le proroghe. Tra l'altro uno dei motivi che mi indusse a candidare Salvi al posto di procuratore generale fu che aveva introdotto, in un mondo che è per sua natura torbido, Churchill diceva nei servizi segreti bisogna fare bucato più spesso che altrove, il problema è che non si può stendere la biancheria da asciugare al sole, perché aveva fatto un decreto in cui stabiliva in quali casi avrebbe autorizzato e in quali casi non avrebbe autorizzato, e a me questo sembrava uno sforzo di trasparenza notevole in un mondo che è per sua natura oscuro, e allora mi autotranquillizzai dicendo: forse è questo. Anche Curzio venne, credo qualche ora dopo, forse uno al mattino o al pomeriggio, adesso non ricordo, mi disse la stessa cosa, io gli dissi: nulla cambia dei rapporti personali. La stessa cosa dissi a Ermini, che peraltro fece un po' più il misterioso, dicendo: poi un giorno magari forse si saprà perché.
io si saprà perché, l'ho capito, credo di averlo capito benissimo, si saprà perché. Sì. Ed è questo: involontariamente avevo acquisito un peso troppo importante nell'ambito del Consiglio, non mi ci si poteva lasciare lì, perché essendo passato comunque un gruppo, sia pure per breve tempo, perché poi Ardita e Di Matteo facevano gruppo a sé stante, comunque ero stato determinante in tutte le più importanti nomine. Ora, la Costituzione stabilisce che i consiglieri non sono immediatamente rieleggibili, questo per evitare il loro condizionamento. Io ho pensato, magari sbaglio, ma l'idea che mi sono fatto è questa: se passa l'idea che uno può andare in pensione e rimanere al Consiglio, non è più condizionabile neanche con la promessa di futuri posti, e quindi fa quello che vuole, esattamente come facevo io peraltro. Senta, mi sembra un argomento un po' debole, però. No, non mi sembra debole neanche un po', perché la questione, l'unico precedente che c'era era quello di un parere del... No, sappiamo tutto. No, non sapete tutto, perché c'è un'altra cosa che non sapete. No. Lei ha fatto una battuta sulla questione del fatto che io ho fatto ricorso davanti al giudice amministrativo, mi è stato dichiarato il difetto di giurisdizione, ho fatto appello ed è stato confermato il difetto di giurisdizione. Ora, quello che mi ha colpito è questo: siccome io mi sono astenuto ovviamente dalla mia posizione, sono stato sostituito nella commissione titoli, che era quella che doveva decidere e proporre al plenum, dalla collega Micicchè. La commissione titoli chiese un parere all'Avvocatura dello Stato. L'Avvocatura dello Stato si rifece alla pronuncia fatta sulla vicenda Borraccetti dal Consiglio di Stato stesso, in cui, dicendo, tra l'altro non c'entrava niente con l'argomento che dovevamo affrontare, dicendo certo che non c'è scritto che deve essere un magistrato in servizio, ma perché non c'è bisogno che sia iscritto? Invece non è vero neanche un po', perché se prendete il parere fatto dal... Però guarda, andiamo oltre questa cosa davvero. Andiamo oltre adesso la sua decadenza. Allora, ecco, io se no faccio un'altra domanda diretta io sulla decadenza. Perché poi quando io faccio il ricorso, il comitato di presidenza solleva l'eccezione di difetto di giurisdizione. Allora io dico, ma come? Mi avete mandato a casa usando una pronuncia del giudice amministrativo, quindi che adesso dite non ha giurisdizione, cioè avete usato la pronuncia, peraltro un obiter dictum, di un giudice che non ha giurisdizione. Se poi è vero che era un diritto soggettivo pieno, come hanno sostenuto, non potevano mandarmi a casa. Quindi senta, facciamo così, lei ritiene, solo le faccio la domanda un po' più, perché abbiamo parlato di poteri forti, perché la dottoressa Contraffatto che cosa pensa? Che lei sia stato fatto fuori per la vicenda Ungheria, per il fatto appunto che aveva dato fastidio interessandosi di questa vicenda. Lei l'altra volta forse mi ha ripreso dicendo io non l'ho mai detto. Certo, non l'ho mai detto, perché io penso che siano le altre tre correnti che non mi volevano più. Ecco, quindi le dice non c'entra niente, No. Perché sai, i poteri forti, si ricordi cosa ho detto? I poteri forti non sono solo quelli sotterranei, può essere potere forte anche quelli istituzionali. Certo. Il Presidente della Repubblica era stato informato di questa vicenda. Guarda caso, tutte le persone istituzionali, che forse prima le avevano promesso qualcosa, se non sbaglio, improvvisamente, no, però le avevano, sembrava che comunque ci fosse un clima favorevole alla sua conferma. Guarda caso, proprio i soggetti, diciamo, più istituzionali sono quelli che cambiano idea rispetto all'idea che avevano precedentemente. Ma non solo, ma anche il dottor Cascini, che pure è un soggetto di gruppo, ma che ha un rilievo, diciamo, para-istituzionale, prende la parola infervorandosi. A me qua dice io ho votato a favore, abbiamo controllato, si è astenuto. Si è astenuto perché sapeva che ormai la decisione era presa, ma gli avevo già detto anch'io prima, dico guarda è inutile che... Sì, tant'è che il dottor Ardita vota a suo favore poi, no? Sì. Sì, per questione anche di gruppo. Quindi, lei quindi dice, esclude che la Loggia Ungheria, la vicenda abbia inciso sulla sua decadenza? Assolutamente, io sono convinto esclude che sia ci sia stato, che quello che lei ha fatto abbia infastidito, un po' diciamo anche a livello istituzionale sia stato ritenuto una cosa fuori dalle righe e che questa cosa abbia avuto un'incidenza da parte di un potere forte istituzionale? Se intende il Presidente della Repubblica, tanto per essere chiari, Io lo la Repubblica bisogna sempre lasciarlo fuori. Lo escludo, avevo un ottimo rapporto col Presidente della Repubblica, se fosse stato così me l'avrebbe detto. E comunque l'unica cosa che io ho seriamente rimproverato al Comitato di Presidenza è questa: se me l'aveste detto
me ne sarei andato io, perché questo Consiglio ne ha già passate troppe per subire anche questa. Quindi non credo affatto che c'entri la Presidenza della Repubblica. No. Certo, probabilmente se fosse intervenuto non sarebbe accaduto, ma non posso certo pretendere che il Presidente della Repubblica si occupi di queste cose. Sì, va bene, proprio che c'è stato un cambio di vento, di orientamento a un certo punto. Ma comincia con un articolo di Nello Rossi, su una rivista di Magistratura Democratica. Ed è una cosa casuale? Secondo me no, era un messaggio. Sì, e come mai, da chi veniva? Questo non lo so, da Nello Rossi, lui firmatario. Sì. Domande? Sì, la domanda in realtà era un'altra, cioè sui suoi rapporti con la signora Contraffatto fin quando sono durati. Vabbè, ce l'ha detto, però adesso non è che poi ci interessa più. No, Ha dato le chiavi di casa, poi dopo Sì. saranno interrotti nel momento in cui è venuto fuori questa vicenda. Certo. Ma perché sei quindi- così accalorata? Perché sei così? Perché lei, la signora Contraffatto, riteneva che lei fosse stato fuori per questa vicenda della loggia Ungheria. Ce l'ha detto nel suo scritto, che abbiamo letto qua in udienza. Non ne ho idea perché faccia questo ragionamento, io non l'ho mai pensato. Sì, ma lei ha notato che si era particolarmente accalorata con questo No, quando tema? io le avevo detto che sarei andato via, lei aveva fatto riferimento essenzialmente alla disciplinare, dicendo adesso la faranno franca tutti. Tutti intendeva quelli dell'Hotel Champagne, Sì. perché inizialmente, come ho detto, la sezione disciplinare era orientata a riunire tutti i procedimenti dei presenti all'Hotel Champagne. Sì. Se non che il difensore di Lepre, che era Domenico di Roma, disse: ma scusate, il dottor Palamara, la difesa del dottor Palamara ha chiesto 100 rotti testimoni, io non ho chiesto neanche uno, perché dovete riunire la mia posizione a quella là? Non accelera in alcun modo la Sì, definizione però del senta, procedimento. torniamo al fatto storico. Mm. Allora, guardi, lei ha citato molte massime evangeliche, io ne cito una terra, che è quella che è pasticcere e fa il tuo mestiere. Però non è evangelica. Non è evangelica, è terra, però ha un senso. Ma guardi, quando lei c'era qua, quando io ho chiesto alla dottoressa Pieraccini se stimava o meno la dottoressa Contraffatto, ha detto non posso dire niente perché una che insomma diciamo che non è una persona che era gerarchicamente di grande Era livello. decentrata. Sì, però io ho fatto anche un commento dicendo è difficile adesso riprodurre la sua espressione, capito, nel verbale, perché ha fatto un'espressione abbastanza eloquente. Ma scusi, ma che cosa gli importava a una assistente di queste vicende consigliari che sono patrimonio dei consiglieri e al limite dei segretari magistrati? Ma perché questa signora, capito, si è sentita parte di questa vicenda? Beh, che intanto è una segretaria. sì, però intanto è una segretaria che ha una relazione affettiva con, perlomeno all'epoca, con il presidente vicario della Corte d'Appello di Roma. Quindi non è del tutto estranea all'ambiente di magistratura. Dottor Gallo? Così. Dottor Gallo, Fabio Massimo Gallo, sì. In secondo E luogo, questo però non la legittima di farsi gli affari del no, CSM. No. però fa sì che ne sia a conoscenza. E poi lei era stata sempre assistente di consiglieri di magistratura indipendente fino a quando non è arrivato Morgini, che era di autonomia e indipendenza, e poi era passata a me. Come aveva un rapporto che sembrava quasi di affetto, per cui ha considerato la mia cessazione dal Consiglio come un torto fatto a lei. È difficile capire perché. Ma lei non ha fatto da cinghia di trasmissione con quello che pensava lei, quindi, perché lei questa No. cosa non la pensava. No, assolutamente. Ma gliel'ha detta questo, gliel'ha detto, guarda che ti hanno fatto fuori per questo motivo. Ma sì, io ho detto, ma no, non c'entra niente. Sì, benissimo. Questa è la domanda all'avvocato, ha ancora una domanda, giusto? Sì, Presidente, ma ogni volta la risposta non è alla mia domanda. Alla signora Contraffatto lei ha riferito il colloquio che lei aveva avuto col dottor Salvi? Sommariamente, cioè che erano venuti a dirmi che avrebbero votato... No, scusi, non sono stato preciso, non sulla sua permanenza o decadenza al CSM, il primo colloquio da lei avuto col dottor Salvi a proposito della loggia Ungheria. Non credo proprio.
Non crede proprio. Perché, a meno che non l'abbia saputo per altra via, perché a tutti i consiglieri a cui io l'ho detto, ai 4 consiglieri a cui io l'ho detto, ho detto di aver informato il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ciò per porli al riparo dall'obbligo di denuncia, perché lo sa già il procuratore generale della Cassazione. Sì, ma ciò che il procuratore generale aveva detto a lei lo ha riferito a qualcuno? No. No. Bene. Ultima cosa. Sì, ultima. Lei ha continuato a frequentare il Consiglio Superiore anche dopo la sua decadenza? Sono andato solo una volta a prendere delle mie cose, e credo una volta, forse 2, ma soltanto a prendere le mie cose, non ho più voluto avere a che fare. Quindi non ha più avuto contatti con la signora Contrafatto per organizzare incontri con consiglieri del CSM? Non credo, non ricordo, ma non credo, almeno che non fosse, pranzavo con qualcuno, allora posso averle chiesto se c'era quel consigliere o se non c'era, ma non ricordo assolutamente. Bene. Va bene, nessun'altra domanda. Allora adesso immagino che l'avvocato Brasi abbia centinaia di domande da fare.